Buongiorno e ben ritrovati, rieccoci in diretta insieme in questo venerdì che come ogni settimana è destinato a riservare molte novità. Oggi cabina di regia, il Comitato Tecnico Scientifico che come ogni settimana si riunisce per ridisegnare la nuova geografia di rischio dell'Italia, Italia che si appresta da lunedì a colorarsi tutta di giallo, questo almeno salvo sorpresa dell'ultimo minuto. E CTS che oggi è anche chiamato a pronunciarsi in merito alle richieste arrivate dalle regioni di rivedere i 21 parametri che vengono puntualmente appunto presi in considerazione per quella che è la definizione delle fasce di rischio che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, quella rossa, gialla, arancione, quella bianca che abbiamo visto solo per una settimana in Sardegna. Perché? Perché le regioni hanno chiesto appunto che questi parametri vengano in qualche modo rivisti e cambiati a partire dall'R con T, non più un R con T relativo ai contagi, bensì ad un R con T ospedaliero, e sembra che il Comitato Tecnico Scientifico vada in questa direzione e sia pronto ad accogliere la richiesta appunto delle regioni, ma anche prendere in considerazione il numero di tamponi eseguiti e naturalmente anche le vaccinazioni somministrate. Vaccinazioni naturalmente ieri sono state al centro della visita del commissario per l'emergenza Covid Figliuolo. Il generale è stato a Venezia, poi a Padova, infine a Verona, accompagnato dal governatore Zaia e dall'assessore Lanzarin, e ha speso parole di elogio per la campagna vaccinale del Veneto. Veneto leader in Italia per le vaccinazioni agli over 70 e agli over 80, ma anche per le categorie fragili. Si corre poi con le altre coorti, con gli over 60 e gli over 50. Per quest'ultimi è stata l'ultima chiamata, diciamo così, a prenotarsi da parte del presidente Zaia, anche alla luce del fatto che da lunedì, lo ricordiamo, si apriranno le vaccinazioni per la fascia 49-40. Vaccinazioni che sono fondamentali anche per la ripartenza della stagione estiva turistica. Domani, 15 maggio, da decreto del governo si riaprono gli stabilimenti balneari, e allora anche la sanità in qualche modo si sta organizzando, soprattutto quelle aziende ospedaliere che coprono territorio turistico della nostra regione si stanno preparando ad affrontare al meglio questa stagione estiva ancora condizionata dalla pandemia, ma anche da una campagna vaccinale che va avanti, perché se si seguirà quella che sono le previsioni, una volta terminati 49-40 anni si potrebbero aprire delle giornate, dei Vax Day aperti a tutta la popolazione a prescindere dall'età, a chi insomma vorrà sottoporsi al vaccino. Allora capiamo proprio come la sanità si sta preparando a questa stagione estiva, ma anche facciamo il punto dal punto di vista dei contagi, dei ricoveri. La situazione sta migliorando fortunatamente anche a livello nazionale. L'R con T proprio dal focus dell'Istituto Superiore di Sanità cala, è a 0,86, e allora partiamo proprio dalla situazione dell'emergenza in Veneto, in particolar modo nell'ULSS 4, con il mio primo ospite che vedo già in collegamento e che ringrazio. Buongiorno al direttore generale dell'ULSS 4 Veneto Orientale, buongiorno dottor Mauro Filippi, ben ritrovato. Poi. Allora, intanto andiamo per ordine, iniziamo a capire com'è la situazione nell'ULSS 4 sul fronte contagi, ma soprattutto l'impatto sugli ospedali, la pressione ospedaliera per la vostra azienda sanitaria, direttore. La situazione, come ha detto lei, sta decisamente migliorando. Noi abbiamo un Covid Hospital, l'ospedale di Jesolo, dove in questo momento la terapia intensiva ha già chiuso da una settimana e non abbiamo pazienti ricoverati. Le malattie infettive si stanno svuotando, abbiamo adesso una trentina di pazienti ricoverati e via via anche questi, contiamo entro un mese circa, potremmo dimetterli tutti, sperando poi chiaramente che non ci siano altri ricoveri. Anche nel territorio la situazione è positiva, notiamo un calo importante dei contagi, ancora la casistica riguarda le scuole, però sicuramente non è paragonabile a quella di qualche mese fa. Quindi direi che la situazione lascia decisamente un buon ottimismo. È chiaro che poi anche la campagna vaccinale, che ha veramente preso una accelerata negli ultimi tempi, contribuisce notevolmente a contenere il fenomeno dei contagi, perché è ovvio che
il vaccino rappresenta oggi un'arma formidabile in termini preventivi, oltre che a quelle che sono, diciamo, le modalità terapeutiche innovative che abbiamo messo in campo, quali ad esempio gli anticorpi monoclonali o i protocolli terapeutici sia a domicilio che in ospedale per i pazienti Covid positivi. Ecco, a proposito di vaccini, il Presidente Zaia ha più volte rimarcato il fatto che proprio grazie ai vaccini nelle terapie intensive non ci fossero più tanti pazienti over 80 come invece sarà visto nei mesi precedenti. Lo avete riscontrato anche a voi in queste ultime settimane, quando appunto questa fascia di età è stata coperta dalla vaccinazione? Assolutamente, faccio solo 2 esempi. Le case di riposo si sono svuotate, non abbiamo più pazienti Covid positivi, se non pochissimi casi di pazienti che manifestano delle positività lievi proprio a fronte della campagna vaccinale massiccia che è stata fatta in quelle strutture. Non abbiamo più registrato né decessi né positività. Anche i ricoverati delle malattie infettive che abbiamo adesso noi come nelle altre strutture sono persone che non sono state vaccinate, quindi abbiamo visto come il vaccino abbia di fatto fatto pulizia, nel senso che non vediamo più pazienti che siano vaccinati, ma vediamo i pazienti che non si sono vaccinati. Quindi un abbassamento dell'età chiaramente, perché la campagna vaccinale ha riguardato nelle prime fasi gli over 80, quindi i grandi anziani, e poi una conferma che chi non si vaccina è certamente a rischio rispetto invece alla popolazione vaccinata. Direttore, se non ho capito male, per quanto riguarda il Covid Hospital di Jesolo, al momento rimane aperto solamente le malattie infettive con questa trentina di pazienti? Confermo, solo le malattie infettive. Peraltro le attività sanitarie ormai da 2 settimane sono riprese a pieno ritmo o quasi negli altri 2 ospedali di San Donà e Portogruaro. Abbiamo anche recuperato, devo dire che veramente i professionisti sono stati bravi, il nostro personale sanitario è stato veramente bravo perché ha recuperato, nonostante l'impegno richiesto nel far fronte all'attività del Covid Hospital, ma anche l'attività territoriale per i tamponi e per i vaccini, abbiamo recuperato tutte le prestazioni che nella fase di chiusura erano state posticipate. Ne abbiamo poco meno di 200 da recuperare, ma considerate insomma che ne avevamo posticipate diverse migliaia. E qui veramente medici, infermieri, tecnici, gli amministrativi per la loro parte hanno fatto un lavoro enorme di grande importanza e permettono così all'azienda sanitaria di mantenere il passo rispetto agli impegni che ci prendiamo nei confronti degli assistiti. E per quanto riguarda le vaccinazioni, appunto, come abbiamo detto, il generale Figliuolo ieri si è complimentato con il Veneto per i numeri che ha raggiunto per le fasce quelle più a rischio, over 70, over 80. Da voi come si sta proseguendo, direttore? Allora, noi stiamo ad una capacità di circa 13.000-13.500 vaccini alla settimana, ovvero 2.000 vaccini, 2.100 vaccini al giorno. Possiamo andare ben oltre, possiamo arrivare solo come azienda a 2.400 vaccini al giorno, quindi nel momento in cui avremo una maggior disponibilità potremo arrivare a questi valori, però abbiamo anche i medici di medicina generale che stanno vaccinando, a breve avremo anche le farmacie che stanno facendo il percorso di formazione e inoltre si stanno aggiungendo anche che mettono a disposizione delle strutture, soprattutto lungo il litorale, con personale dedicato in questa fase per la vaccinazione per fasce d'età. Quindi la campagna vaccinale ha preso un'accelerazione importante in questi ultimi periodi e noi stiamo andando, diciamo, molto velocemente e consumiamo nella settimana tutto quello che ci viene consegnato di settimana in settimana. Possiamo fare ancora di più, ci stiamo organizzando per fare di più e quindi siamo anche pronti a far fronte ad eventuali forniture maggiori rispetto a quelle che abbiamo oggi. Ecco, si parla molto, mi aggancio a quello che ha appena detto, si parla di un arrivo di dosi massicce al nord di AstraZeneca e quindi staremo anche a vedere se ci sarà novità. Alle 12:30 ci sarà il punto stampa del Presidente Zaia, capiremo anche se ci sono informazioni più ufficiali da questo punto di vista. Lei diceva siamo pronti a fare anche di più. Questo di più potrebbe interessare anche gli operatori del turismo per
vaccinare anche loro proprio in vista di una stagione estiva ormai alle porte, considerando poi il territorio che la vostra azienda copre? Guardi, noi abbiamo la consapevolezza di essere presenti come azienda sanitaria in un territorio che vede d'estate oltre 26 milioni di presenze turistiche e quindi diciamo, il comparto del turismo, albergatori, camping, ristoratori e quant'altro è il nostro comparto industriale. Ecco. Quindi ci siamo organizzati ancora un po' di tempo fa con loro nell'andare a fare un censimento di quelli che sono gli operatori coinvolti nel comparto turistico, quindi parlo degli associati e i loro dipendenti, e sono circa 60.000. Non sono pochi, ma proprio in ragione di questo abbiamo chiesto la disponibilità alle associazioni di categoria di individuare personale sanitario che possa coadiuvarci e di individuare anche dei centri vaccinali lungo tutto il litorale da mettere in funzione nel momento in cui avremo l'indicazione di vaccinare appunto gli operatori del comparto turistico. Sono numeri importanti, però questi 60.000 che in qualche modo si aggiungono a quelli che facciamo normalmente li potremmo gestire appunto grazie alla collaborazione del settore turistico, che si è da subito reso disponibile, devo dire, nel mettere a disposizione sia spazi che risorse. In questo momento noi con l'apertura di questi centri vaccineremo per fascia d'età, quindi i target che il commissario straordinario e il presidente Zaia ci indica. Siamo pronti chiaramente nel momento in cui ci fosse l'indicazione di vaccinare gli operatori del turismo o anche delle altre aziende e quindi ad avere una fornitura di vaccini importante, ecco, ripeto, siamo pronti a far fronte anche a questo impegno e lo vorremmo fare in tempi rapidi, in modo tale che in un paio di settimane si possano vaccinare questi 60.000 e dare quindi la sicurezza in primis ai datori di lavoro e al personale impegnato e chiaramente anche ai turisti che arriveranno da fine di questo mese in poi nelle nostre località turistiche, che rappresentano, diciamo, per l'indotto lavorativo una risorsa importantissima. Sappiamo che le località turistiche, Jesolo in primis, sono mete preferite dai più giovani, che sono tra l'altro quelle fasce d'età che arriveranno successivamente alla vaccinazione, e molti appunto chiedono e hanno proposto di poter essere vaccinati fuori dalla propria ULSS di residenza e essere vaccinati nella località di villeggiatura dove sceglieranno di passare le vacanze. È un'ipotesi che è stata avanzata anche a livello nazionale proprio per incentivare comunque gli italiani a spostarsi, quindi incentivare il turismo senza però arrestare la macchina vaccinale. Come vedete voi che questa macchina vaccinale la state organizzando quotidianamente, con le dosi necessarie si può far fronte anche a questo, quindi vaccinare chi non appartiene alla propria ULSS? Allora, in questo momento è chiaro che l'impegno è soprattutto quello di vaccinare chi sta lavorando all'interno del territorio, residente o non residente, non è questo il problema, e quindi ci stiamo organizzando per questo. Nel momento in cui ci fosse l'indicazione di vaccinare anche i turisti, è chiaro, e avessimo anche la disponibilità di vaccini da somministrare in questo contesto, è chiaro che dovremmo ridefinire il modello organizzativo, ma insomma abbiamo la capacità e anche le persone per farlo, anche perché guardi, i 26 milioni di presenze sono fortunatamente diluiti durante tutta la stagione turistica e quindi ovviamente man mano che turisti che arrivano e non sono vaccinati dovessero richiedere il vaccino e ci fosse l'indicazione di farlo e anche i vaccini per farli, avremmo un modello organizzativo tarato sulla afferenza media, quindi sull'afflusso medio di utenza turistica. Sono, guardi, tutti i dati che abbiamo, perché con le associazioni di promozione turistica, con l'APT, con gli albergatori, con Asso Camping abbiamo tutte le informazioni del caso, per cui anche questo, se c'è la necessità, lo possiamo organizzare per tempo e bene, ovviamente con la collaborazione di chi poi nel turismo ci lavora, perché sappiamo che loro per primi sono interessati a questo approccio e quindi sicuramente collaboreranno con l'azienda sanitaria, così come è sempre stato, ma non solo in occasione del Covid, mi permetto di dire,
che la collaborazione col settore produttivo in questa azienda, come mi pare in tutte le aziende sanitarie del Veneto, è una collaborazione continua e assolutamente valida. Le rivolgo, approfitto della sua presenza per una domanda di servizio che molti cittadini ci stanno rivolgendo in questo momento, in cui stanno magari decidendo anche di prenotare la propria vacanza, sapendo, coscienti del fatto che sia necessario il Green Pass o il pass vaccinale. Quindi se non ancora in possesso del certificato vaccinale, o perlomeno magari sottoposti solo ad una dose, è necessario il tampone, essere sottoposti al tampone per chi non è mai stato colpito dal Covid. Allora molti si chiedono come dobbiamo comportarci, abbiamo bisogno del certificato della prescrizione del nostro medico di base per andare nei punti, nei Covid point, devo andare in farmacia, posso andare con accesso libero nei punti dove vengono effettuati i tamponi, dicendo semplicemente devo andare in vacanza. Come ci si deve muovere da qui, insomma, ai prossimi mesi, quando poi davvero si partirà per le vacanze, considerando che è necessario farlo entro le 48 ore prima della partenza? Sì, allora direi che da questo punto di vista è necessario aspettare alcune indicazioni che dovranno essere formulate a breve, che cambieranno anche in ragione di quella che è la provenienza. Se si tratta di persone che provengono dal territorio nazionale e quindi intraveneto o extraveneto, se si tratta di persone che provengono da paesi comunitari o da altri paesi, quindi su questo ci saranno delle indicazioni che poi ovviamente verranno applicate. In questo momento la prescrizione del medico di medicina generale di un tampone riguarda chiaramente quei soggetti che hanno un'indicazione di tipo clinico e non una persona che intende andare in vacanza in questo momento, una persona che vuole un tampone per spostarsi, va in un centro e acquisisce la prestazione, mentre se è un utente che ha una necessità clinica di indagine clinica, allora in quel caso è il medico che la richiede. Ecco, però ripeto, da questo punto di vista suggerisco di aspettare un attimo, perché usciranno a breve delle indicazioni che saranno tra l'altro tarate proprio in funzione della provenienza dai diversi paesi, perché è chiaro che quando si parla di turismo si parla di turismo a 360 gradi, quindi persone che possono provenire da questa regione, possono provenire dalle regioni limitrofe, da paesi europei, anche se il nostro territorio ha prevalentemente un turismo che proviene dal nord Europa e quindi inglesi dall'Inghilterra, dalla Germania, dalla Francia. E poi c'è un turismo tra virgolette locale, quindi legato alle regioni contigue a questa, quali ad esempio la Lombardia. Quindi sono situazioni un po' diverse che dovranno essere disciplinate, ma ripeto, so che a breve ci saranno indicazioni molto puntuali che potremo dare a chi, sia a coloro che vengono qui, sia ai nostri residenti che si recano in altre località turistiche, anche se insomma credo che la maggior parte delle persone che stanno in questo territorio apprezzi il territorio del Veneto orientale e le ferie le farà qui da noi. E allora adesso capiremo anche come la vostra azienda si sta preparando per la gestione estiva, sia delle eventuali contagi ma anche proprio della campagna vaccinale. Allora direttore, io le chiedo di aspettare, di avere pazienza qualche minuto, vado in pubblicità o la pubblicità tassativa e poi andiamo a capire come vi state preparando per questa stagione estiva dal punto di vista sanitario. A tra pochissimo. Rieccoci in diretta, in attesa dell'arrivo del presidente Zaia. Abbiamo in collegamento il direttore generale dell'USL 4 Veneto Orientale, Mauro Filippi, al quale volevo chiedere come ci si sta preparando per questa stagione estiva, naturalmente dal punto di vista sanitario, e quindi quali servizi che sono previsti nelle località balneari. Allora, noi mettiamo in campo, come sempre, lo schieramento di servizi per la statistica del progetto Vacanze Sicure che ormai da anni stiamo facendo, e quindi da fine di questo mese attiviamo il punto di primo intervento a Bibione, potenziamo i punti di primo intervento di Caorle e Cavallino e anche il pronto soccorso di Jesolo con l'incremento delle risorse nell'area dell'emergenza. Però attiveremo anche i centri dialisi per turisti a Jesolo e Bibione, e poi progressivamente si potenziano gli ospedali che stanno nelle retrovie, quindi
con i servizi di emergenza, urgenza, accettazione, i servizi di diagnosi e cura, come accade tutte le estati, quindi noi ci prepariamo a far fronte a una stagione estiva che speriamo sia quanto più normale possibile. Analogamente poi abbiamo tutte le attività del Dipartimento di Prevenzione e oltre ai controlli tradizionali che facciamo sugli esercizi commerciali, la ristorazione e i luoghi diciamo dove generalmente affluiscono i turisti, avremo anche una particolare attenzione, come è stato già l'anno scorso, per quanto riguarda la campagna di prevenzione nei confronti del Covid, e quindi stiamo rivedendo i protocolli di sicurezza nei luoghi di aggregazione, che chiaramente contengono le indicazioni tradizionali relative al distanziamento sociale, all'utilizzo della mascherina, alla pulizia delle mani, all'evitare i contatti con le superfici senza aver prima e dopo igienizzato le mani. Insomma, quelle indicazioni che l'anno scorso erano una novità, quest'anno diventano la normalità. Verranno riviste perché dall'anno scorso insomma qualcosa è cambiato, abbiamo una maggior conoscenza rispetto alla gestione e alla prevenzione dell'epidemia da Covid. Abbiamo, come ho detto prima, questo strumento formidabile che sono i vaccini, e abbiamo una consapevolezza maggiore sia noi sia soprattutto coloro che gestiscono i servizi al turista di come ci si deve comportare per una vacanza in totale sicurezza. Ecco, sicuramente credo che il comparto turistico del Veneto orientale si voglia candidare come un comparto di eccellenza anche in termini di sicurezza sanitaria, anche in questo particolare momento caratterizzato dal Covid-19. Quindi rispetto all'anno scorso c'è una maggiore consapevolezza da parte di tutti di come affrontare questa situazione? L'anno scorso gli operatori hanno avuto in qualche modo una particolare attenzione, ci hanno chiesto supporto, formazione, abbiamo fatto assieme i protocolli, li abbiamo formati, siamo stati sui luoghi di lavoro, gli abbiamo dato delle indicazioni utili. Quest'anno queste informazioni loro le hanno già, le riprenderemo perché è giusto che sia così, affineremo alcune conoscenze, saremo insomma presenti al loro fianco perché sia una vacanza in totale sicurezza per chi lavora e anche per chi arriva in questo territorio per una vacanza. Quindi partiamo comunque da una base di conoscenza che abbiamo strutturato e costruito l'anno scorso, che quest'anno va affinata, va migliorata, va perfezionata nei suoi diversi aspetti. Ecco, come accoglie quelle che sono le misure di sicurezza, di prevenzione messe in campo proprio per la stagione estiva e nelle località balneari? Pensiamo al distanziamento tra gli ombrelloni, ai tavolini, eccetera. Ma credo che siano misure giuste, di buon senso, utili e probabilmente non ci abbandoneranno nei prossimi anni, nel senso che con il Covid, che è stata sicuramente per alcuni aspetti una tragedia, un momento di grande crisi, ma come sempre dai momenti di crisi nascono anche le opportunità di conoscenza, di soluzioni organizzative diverse che hanno riguardato il mondo della sanità, ma hanno riguardato tutto il mondo produttivo. Quindi io le accolgo positivamente perché è un po' un riscoprire alcuni comportamenti che magari abbiamo studiato durante il periodo formativo all'università, quando ci si preparava per gli esami di igiene e ci insegnavano l'importanza del lavaggio delle mani, del distanziamento, dell'utilizzo dei guanti all'epoca e così via. Quindi di fatto è stata un po' una riscoperta di quelli che sono alcuni elementi molto semplici e anche facili da applicare, che sono di buon senso, ma soprattutto efficaci nel ridurre la trasmissione di batteri e di agenti virali. Basti solo pensare all'impatto della mascherina questo inverno per quanto ha riguardato ad esempio l'influenza, che tradizionalmente colpiva molte persone, è praticamente assente proprio con l'utilizzo della mascherina, quindi sono comportamenti che immagino ci accompagneranno per molti anni. Assolutamente sì, grazie davvero al direttore generale Mauro Filippius, 4 Veneto Orientale, grazie davvero e buon lavoro per questa estate alle porte. Andiamo a Marghera subito perché è arrivato il presidente Zaia, grazie davvero direttore. 9.767.777. Positivi nelle ultime 24 ore sono 453.
453 tamponi, positivi su 29.189 tamponi, ovvero una prevalenza, un'incidenza, chiamiamola incidenza, dell'1,55%. Totale dei positivi dall'inizio sono 419.558. Positivi di oggi continuano a scendere perché abbiamo ingresso di pochi positivi e abbiamo tante negativizzazioni, 16.735. Ricoverati 1.046, meno 35. Quindi vedete che ormai la curva ha confermato il suo andamento, ormai sono 2 settimane. Questi 1046 sono così distribuiti: 916 nell'area non critica, meno 30, 130 in terapia intensiva, meno 5. Terapie intensive non Covid sono 277, quindi un totale sono 407 posti occupati di terapia intensiva in Veneto. Totale dei morti 11.475 più 6. I dimessi sono 21.207. Allora, la direzione c'è, noi dobbiamo solo fare che attenzione, rispettare le regole e fare in modo di scollinare questo omaggio, dopodiché penso che questa direzione di discesa prenderà ancora più velocità. È innegabile che le vaccinazioni stiano dando i loro frutti. Ricordo che, tanto per dare 2 dati, abbiamo oltre il 98% di vaccinati sopra gli 80 anni. Abbiamo oltre l'82% di vaccinati sopra dai 70 ai 79 anni, 82% dai 70 ai 79 anni. Abbiamo oltre il 65% di vaccinati dai 60 ai 69 anni. Perché vi dico questo? Perché dove abbiamo vaccinato, parlo degli over 70, abbiamo di fatto un paziente che è scomparso dagli ospedali. E vi ricordate il caso israeliano che veniva spesso citato qualche mese fa? Quindi l'azione, come si dice, diciamo di non far scaturire la malattia, di prevenzione del vaccino c'è, ma ce n'è una anche che è sempre più citata, che è quella di disinfettante, come si dice, cioè di non trasmettere il virus. E questi sono 2 fattori che ci aiutano in questa battaglia. Allora, con la vaccinazione è di fatto iniziata la vera fase della convivenza. Quando i cittadini chiedono ma come sarà il futuro? Sarà il futuro che male che ci vada avremo i richiami dei vaccini, ma pensare che il nostro futuro sia quello di richiudersi in casa vuol dire che veramente dovrebbe esserci un cambio di scenario nel virus che dovrebbe a un certo punto essere, come si può dire, indifferente alla vaccinazione, ma non sarà così. Nelle ultime ore abbiamo fatto 42.000 vaccini e stiamo vaccinando alla grande. Io ringrazio ancora il generale Figliuolo per la visita di ieri, sapete che, e lo ringrazio anche per le belle parole che ha avuto nei nostri confronti, perché comunque finché lo diciamo noi che siamo i primi in Europa, quando lo dice il commissario nazionale ci fa anche piacere a sentircelo dire, e questo giro questi complimenti ovviamente alle 1300 donne e uomini della sanità e non solo, che sono nei nostri oltre 60 centri vaccinali. Considerate che proprio ieri diceva uno dei tuoi centri vaccinali vale come la potenzialità di vaccinazione di una regione, in alcuni casi nelle regioni piccole. Prendete una regione piccola, un centro come quello di Venezia, di Padova, farebbe le vaccinazioni necessarie per quella regione in un giorno solo. E quindi veramente ringrazio i 1300 uomini e donne delle vaccinazioni, non solo personale sanitario ma anche i tanti volontari, insomma tutti quelli che lavorano nei centri di vaccinazione. Noi vogliamo andare avanti con le vaccinazioni e siccome siamo sempre stati i primi, lo siamo ancora, perché se tu, è come quando facevi i compiti per casa, se li fai tutti a inizio estate, arrivi a settembre e non devi più stare lì a soffocare
per correre per fare i compiti prima dell'apertura della scuola. Noi i compiti per casa li abbiamo fatti, vi annuncio quindi che dalle ore 16 di oggi apriamo i quarantenni. Abbiamo già tutte le agende pronte, è una popolazione, una corte come si dice, di 742.000 persone e faccio due appelli. Uno lo faccio agli over 50, cioè a chi ha più di 50 anni, soprattutto ai miei coetanei, no? Dai 50 ai 59, di dire che vi conviene correre se avete deciso di vaccinarvi da ora fino alle 16, avete, come si può dire, la corsia preferenziale, dopodiché vi ritrovate in centro con l'ingorgo, perché quando 742.000 persone entreranno nel sito o potenzialmente potrebbero entrare nel sito, tu che hai avuto la corsia preferenziale ti trovi la coda dopo. Quindi faccio appello a tutti coloro che hanno più di 50 anni e hanno deciso di vaccinarsi, di approfittare ancora di queste 3 ore a disposizione, 3 ore e mezza, per prenotarsi. Ci sono in questo momento, dalle 4 ci saranno più posti, in questo momento ci sono 200.000 posti liberi in agenda. Perché noi carichiamo spazi in agenda secondo le proiezioni che abbiamo dei vaccini. Non avete mai avuto qualcuno che vi ha detto ultimamente che manca il posto, no? Perché noi li apriamo virtualmente per dar modo a tutti, se tutti volessero vaccinarsi, tutti trovano un posto. Fino alle 16 sarà così, dalle 16 questi 200.000 posti immagino che verranno letteralmente spazzolati dai quarantenni. Cosa dico? Dico che è fondamentale entrare, dico già che i quarantenni che entreranno probabilmente troveranno già degli slot liberi anche forse da stasera, perché abbiamo voluto lasciare qualche slot libero in modo tale che ci sia un po' di riscaldamento a bordo campo, e poi il grosso degli slot liberi che troveranno ne troveranno strada facendo, ma dal 23 ne troveranno tanti, non entrare il 23, si entra oggi. Da oggi troveranno slot liberi fino al 16 di giugno, tanto per capirci. Quindi troveranno le agende aperte fino al 16 giugno. Da oggi c'è una novità. Sanità chilometro zero. Questa è un'app, si trova in Android e anche è una nostra app che già avevamo, al quale abbiamo fatto una modificazione genetica digitale, c'è dentro la vaccinazione. Quindi con questa app su Android o su iOS, grazie, potete prenotarvi. Quindi se qualcuno se la vuole scaricare, ecco, Marco ce l'ha già, se digitate adesso ve la facciamo vedere. Lo dico perché entriamo fra l'altro su una fascia molto confidente con le nuove tecnologie. Se uno non ha un PC o cosa, adesso si scarica al volo l'app, vabbè che può entrarci comunque con l'indirizzo, però senza tribolare tanto, guardate come funziona, eccola qui, tranquillo. Allora si apre l'app, noi abbiamo fatto un piccolo tutorial, eccola qua. Questo è il logo. Questo è il logo che trovate in Apple Store o in, non so come si chiama quello di Android, come si chiama? Android Store? Google Store. Google Store? Google Play, bene. Io ho iOS, quindi non so. Sapete che c'è una battaglia tra... Cioè, a volte con i miei amici non vi dico gli insulti. Si entra, ecco, vedete? Entra, trovate la vostra ULSS, cliccate sulla vostra ULSS e in 30 secondi ci si prenota come previsto. Facciamo... Clicca sulla 3, codice fiscale, le ultime 6 lettere, cifra, scusatemi, della tessera sanitaria, si va avanti, ok. Allora, una preghiera che faccio a tutti coloro che oggi alle 16 tenteranno di prenotarsi. Probabilmente il sistema andrà in crash come abbiamo sempre visto. Evitiamo imprecazioni, evitiamo insomma tutto quello che succede in quei casi,
per favore evitate di chiamare il numero verde, perché abbiamo già visto in più occasioni che nel giro di un'ora, un'ora e mezza poi si va a regime. Capite che è un imbuto, per quanto digitale sia questa piazza, virtuale sia, ma è sempre una piazza che ha una portata. Vi ricordo che i cinquantenni sono riusciti a fare 176.000 prenotazioni il primo giorno, venerdì scorso. Adesso noi immaginiamo che oggi ci saranno almeno 150.000 persone nelle nostre previsioni che tenteranno di entrare. Vi posso garantire che con un po' di pazienza, magari lasciando perdere, tornando dopo un'ora, un'ora e mezza, trovate il portale libero. Approfittate dell'applicazione, la facciamo rivedere, che trovate su Android o su iOS, perché questo è solidarietà, eccola qui, perché questa vi dà la possibilità di essere magari più rapidi, di farvi le vostre robe, di non girare con un PC. Eccola qua, la vediamo per l'ultima volta, se poi non appoggiate per favore. Quindi si clicca prenotazioni Covid, avanti, si sceglie la ULSS e via. E a me sembra che questa sia assolutamente una bella notizia, quindi per chi si fosse collegato ora, dalle ore 16 di oggi è finita l'esclusiva per i 50-59 e andremo ad aprire le agende per i 40-49 anni, già con le prime vaccinazioni, già dalla giornata di oggi, per i più fortunati, domani, dopodomani e così via fino al 16 di giugno. E quindi la promessa di mettere in sicurezza, io avevo detto almeno i cinquantenni prima di giugno, prima dell'estate, vi dico che alla fine mi sa che arriveremo a liberi tutti prima dell'estate di questo passo. E faccio gli auguri a due nostre venete, la signora Giuseppina Broetto di Cadoneghe, che oggi fa 101 anni e oggi ha fatto anche la seconda dose Pfizer, e la signora Rosa Bedoni di Bovolone, che oggi fa 106 anni, quindi faccio gli auguri a queste due signore. I nostri dati epidemiologici sono R-Conti 088, quindi siamo abbondantemente ormai sotto 1, incidenza un bel dato, 67,5 su 100.000, vi ricordo che con 17 punti e mezzo in meno siamo in zona bianca, 12% reciprocamente, rispettivamente terapie intensive e area non critica, quindi abbiamo parametri assolutamente che ci fanno ben sperare. Come si dice sempre, dopo la pioggia viene il sereno. Se facciamo anche le domande veloci e dopo andiamo a casa. Allora Filippo Tosato, poi a roba da dire qualcosa. Vai Filippo. Andiamo veloci. No, dicevo perché la notizia ce l'abbiamo già, cioè i quarantenni penso che sia una bella notizia, no? Visto l'indubbio successo del metodo delle prenotazioni vaccinali, che forse sta andando benissimo, i numeri parlano chiaro. Non è che ipotizzate magari di estendere questo metodo in futuro anche per le visite, per la prenotazione delle visite? Beh, insomma, noi abbiamo un progetto ancora più corposo, ne parleremo. Le faccio due segnalazioni. Prego. Una riguarda le persone che sono affette da comorbidità, cioè che hanno più patologie. Risultava dal piano vaccinale che il loro turno sarebbe scattato dopo gli over 50. Sembra che non tutte le ULSS invece abbiano aperto a questa categoria. Noi abbiamo slot liberi aperti in tutte le agende e devo anche dire, per i fragili e comunque chi ha problemi, che non sono in questo momento granché utilizzati, tanto è vero che anche oggi abbiamo parlato in riunione, abbiamo posti liberi dedicati a queste categorie. È ancora possibile forzare il sistema se qualcuno ritiene di essere categoria che ha il diritto per fragilità o di essere vaccinato, però ci sono i posti ma non vengono utilizzati. Probabilmente molti li abbiamo anche vaccinati per fasce di età, perché siamo già arrivati ai quarantenni, voi capite. Le chiedo l'ultima cosa. Prego. Ieri il generale Figliuolo ha detto che giugno sarà il mese delle vaccinazioni aziendali.
e ha aggiunto dicendo qui in Veneto si potrebbe addirittura raddoppiare il numero degli hub grazie alla disponibilità delle aziende. Sì, quello che abbiamo sempre detto. Ecco. E, qualcosa di più su questa lista. Siamo pronti? Sì, ma ci vogliono i vaccini? No, certamente, ma quante sono queste aziende pronte? C'è una lista di aziende, ma guarda, il problema non sono le aziende, il problema è avere la disponibilità di vaccini, perché oggettivamente le imprese di tutti i settori si sono messe a disposizione, dal mondo dell'agricoltura. Pensate, Coldiretti mi ha fatto una proposta di vaccinazioni per 60.000 persone, soci, parenti di soci e collaboratori. E così Confindustria, così Confartigianato, la CIA, la CNA, tutti, insomma, adesso, scusate, Confcommercio, Federalberghi, il mondo del Confturismo, il mondo del turismo, cioè, è una chiamata di popolo. Allora guardate, io penso che andrà a finire così, che noi faremo i 40-49, dopodiché probabilmente si va liberi tutti, e a quel punto ognuno che ha un angolo dove può fare vaccinazioni è messo nelle condizioni di non dover più chiedere la carta d'identità per capire se è fuori fascia d'età. Cosa intende quando dice liberi tutti? Nel senso che non si andrà più per target di età, perché fino ad oggi noi stiamo seguendo i target di età, no? Che è il sistema migliore. Vi ricordo che il generale Figliuolo arriva e con il decreto del 6 aprile istituisce il tema delle priorità per età. Ma voglio ricordare che questa regione propose le età. Vi ricordate il famoso dibattito all'inizio, lei non si fa il vaccino? E io dicevo sempre, guardate che c'è una priorità, bisognerebbe rispettarla. Ecco, vi ricordo che noi fino ad aprile abbiamo in questo paese invece avuto le categorie vaccinali. Cioè, il paradigma è stato rovesciato, secondo me bene, perché con l'età si va molto meglio. Grazie. Prego. Allora tocca ad Angela Pederiva. Grazie, buongiorno Presidente. Ho 3 temi, vado veloce. Buongiorno. Il primo, il Ministro Speranza poco fa ha annunciato la firma di un'ordinanza che da un lato toglie l'obbligo di quarantena per chi arriva dai paesi dell'Unione Europea, oltre che Gran Bretagna e Israele, e dall'altro, ed è la misura che più ci interessa, amplia la sperimentazione dei voli Covid tested anche all'aeroporto di Venezia, oltre che a quello di Napoli. Per caso ha sentito il Presidente di Saves a dirci il Marco Polo? No, mi ha chiamato il Ministro Speranza prima di firmare stamattina, ci siamo confrontati, penso che sia una bella cosa, nel senso che noi siamo a disposizione, è un fatto anche di ulteriore disponibilità della regione più turistica d'Italia nei confronti dei nostri turisti, dei transiti, diciamo, che avremo presso l'aeroporto. Cioè, il nostro è il terzo hub aeroportuale nazionale. Ok, poi prima ci citava i parametri della nuova valutazione di oggi. Da quello che vedo nell'anticipazione del report che poi verrà confermato nel pomeriggio c'è anche un'allerta che viene segnalata, in particolare nell'indicatore 2.6, che se non ricordo male è quello del contact tracing. Vi risultano situazioni di criticità localizzate? Assolutamente no. Quindi ce n'è una da qualche parte comunque, da quello che leggo. Ma dovremmo capire, perché guardate, in questa situazione nella quale fra l'altro non abbiamo neanche problemi di pressione, mi sembra anche strana che ci sia, ho l'impressione che probabilmente saranno dei dati non caricati o non arrivati in tempo. Cioè adesso dire che oggi si perde il contact tracing, ci si dimentica il paziente positivo a casa, no. Con numeri così bassi lo ritenete improbabile? No, cioè, abbiamo una macchina da guerra. Cioè. Completo la domanda, dalla prossima settimana cosa ci aspettiamo con il cambio appunto del sistema nella considerazione dei parametri, per cui R con T peserà molto meno rispetto agli altri? Guardate, il parametro è questo, noi come regioni proponiamo sotto i 50 zona bianca, dai 50 ai 149 zona gialla, dai 150 ai 250 arancione, sopra i 250 rosso. Dopodiché c'è un altro parametro, se sei sopra il 30% di intensive e il 40% di non intensive vai in rosso, quindi tu puoi essere con l'incidenza più bassa, ma se hai le terapie intensive e l'area non critica con quei parametri vai in rosso, o vai dall'arancione, oppure vai in arancione se sei al 20% e al 30% di terapie intensive. Però attenzione, questa è la proposta delle regioni, poi con tutta una serie di altri ragionamenti che evito di stare qui a farvi. Fine settimana sarà foriero, insomma, di
di una soluzione. Ecco, noi non vogliamo avere una posizione da irresponsabili, qui ci vuole responsabilità, siamo davanti a un virus che ha massacrato il mondo, non una via di un paese. Però c'è anche da dire una roba, che le vaccinazioni ci danno un contesto epidemiologico e sanitario che è radicalmente diverso da quello di un anno fa. Trovo ancora qualcuno che ragiona come fossimo il 21 febbraio dell'anno scorso, del 2020. In termini di preoccupazione dice, trova qualcuno? No, nel termine di approccio, okay. Perché l'approccio c'è, noi dobbiamo comunque pensare che se di fase di convivenza si deve parlare, questa è quella vera. Okay. Terzo e ultimo tema, nella relazione sull'attività svolta il Presidente della Corte Costituzionale, Coraggio, ha argomentato circa il fatto che in sanità sarebbe necessario un esercizio forte, ha detto, da parte dello Stato del potere di coordinamento e di correzione di quelle che ha definito inefficienze regionali. La mia domanda è, in questi 15 mesi di gestione dell'emergenza si sente di dover fare autocritica su qualche inefficienza che il Veneto può aver avuto e di converso ha mai sentito in questi 15 mesi invece l'utilità e l'importanza dell'intervento dello Stato, magari a integrazione di una difficoltà oggettiva della No, guardate, se non ci fosse stato... Allora, guardate, partiamo da un presupposto, che il lavoro di squadra premia sempre. Ma pensare di venire fuori da una tragedia come questa, pensando a un'unica realtà nazionale che governa i territori, vuol dire non aver chiaro di cosa stiamo parlando. Va dal problema della soluzione del problema del quotidiano. Voi capite che la storia ci insegna che le catene decisionali devono essere più corte possibili, cioè non è che se sono senza mascherina qui c'è un direttore nominato da Roma che scrive a Roma, cioè non arriva più a mascherine, ma ci puoi mettere il premio Nobel della salute a Roma, non funziona così, funziona l'integrazione. Dopodiché io ho il massimo rispetto della Suprema Corte e del suo Presidente, ma ci mancherebbe. Però anche queste relazioni, siccome è una vita che vedo queste relazioni, allora, se c'è un problema è giusto qualificarlo. Cosa vuol dire inefficienza delle regioni? Quali regioni e che inefficienze? Perché non possiamo pagare tutti per colpa di qualcuno. A me non risulta che la mia regione, che la nostra regione, il nostro grande Veneto, sia stato inefficiente nel dare risposte sanitarie. Ieri è venuto un uomo dello Stato che si chiama generale di corpo d'armata Francesco Figliuolo, che è venuto a dire, cioè, se tutti fossero come questi, allora, adesso cosa dobbiamo dire? Che Roma sarebbe più brava di noi a gestire il Veneto? Guardate, mi ci metto anch'io, anche se mettete a me lì, non riesco a gestire la sanità d'Italia, perché tu sei bravo nel momento in cui davanti alla porta di casa c'è qualcuno che riesce a suonarti il campanello e dire scusa, ho un problema. Più distante abiti da quel territorio, meno lo senti il problema. E dopo lasciatemelo dire, sì, ci sono le leggi, ci sono le organizzazioni, ma c'è anche il sentimento, c'è il cuore. Cioè, tu devi amare la tua regione. Sentite, se a me diceste, guarda, occupati di quella regione lì, io sì, posso portare le mie idee, ma non è la mia casa. Non venitemi a raccontare che a Roma basta mettersi dentro su una stanza e si decide il futuro del mondo, perché avete visto fino adesso che casini hanno combinato. Allora, l'appello che faccio io, e ripeto nel massimo rispetto, bisogna cominciare a dire chi si comporta male e perché. Perché non è che può essere che facciamo l'equa divisione del malessere. La soluzione di questo paese non può essere l'equa divisione del malessere. E non sto neanche dicendo che chi sta male deve morire del suo male, che sia chiaro. Perché io sono veramente perché tutte le regioni possano riscattarsi. A iniziare dalle regioni del sud che hanno problemi di sanità. Ma non è che puoi far tirare il freno a mano a quelli che vanno bene perché c'è qualcuno che si perde per strada. Dobbiamo aiutare chi si perde per strada a raggiungerci. Grazie. Prego. Tocca a Paolo Guidone. Buongiorno Presidente, due quesiti rapidissimi. Buongiorno. Buongiorno.
Volevo chiederle quanti sono fino adesso, in base ai dati più recenti che avete, i cinquantenni che si sono vaccinati e quali diciamo, proiezioni avete, quali aspettative totali in percentuale? I 23,2 sono 8, 16, 160.000. 160.000 ad oggi? Su 799.000. Sì, ma attenzione, poi ci sono tutti prenotati che stiamo vaccinando. Prenotati quanti? Mi sembra che ad oggi tra prenotati e vaccinati e vaccinandi siamo ormai sul 60%. 60%? Sì. Okay. E noi puntiamo di passare il 60%, di arrivare almeno al 65% dei 50-50. Sapete che loro hanno l'agenda oggi fino alle 4 aperta fino al 9 di giugno. Alle 4 apriamo l'agenda fino al 16. Quindi è realistico raggiungere per i cinquantenni il dato dei sessantenni secondo voi? Sì, ce la facciamo. Ok, l'altra domanda, lei prima ha detto in prospettiva dopo l'estate o addirittura nei prossimi anni, questo chi può dirlo, male che vada ci sarà un richiamo all'anno. Ecco, siccome su questa cosa della durata dell'immunizzazione post vaccino ci sono idee contrastanti, appunto voi pensate che male che vada ci possa essere un richiamo all'anno o due? Come partiamo dal presupposto che se avessimo anche un po' di fortuna magari il virus se ne va anche come è venuto, come è accaduto per il virus della SARS, e quindi la chiudiamo lì con la storia dei vaccini. Dopodiché noi siamo pronti con un progetto per il sierologico per vedere anche cosa è accaduto ad esempio in quelli che si sono vaccinati per primi, le famose 827 dosi del 27 dicembre, il Vax Day famoso. Lì abbiamo già i primi vaccinati e poi abbiamo vaccinato tutti gli ospiti dell'RSA, i lavoratori, e anche abbiamo vaccinato tutti i nostri dipendenti degli ospedali. Quindi valutare che risposta anticorpale hanno avuto e come sta andando la partita degli anticorpi. Questo è interessante da sapere. Probabilmente ci sarà il richiamo da fare, ma sentite, ogni anno noi, chi voleva, poteva fare l'antinfluenzale. Non è che te lo fai un anno e poi non te lo fai più. Io sono convinto di una roba, noi gli antinfluenzali ci siamo approvvigionati, ma finirà che uno cannibalizza l'altro. Cioè, ho l'impressione, visto quest'anno, l'influenza è sparita. Cioè, noi quest'anno non abbiamo visto l'influenza, cioè, qualcosa è accaduto, no? Cioè, ci verrà spiegato nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Potrebbe essere anche, magari dico una roba che forse non ha realtà, però magari è probabile che questo virus abbia letteralmente colonizzato, diciamo, da un punto di vista sanitario la popolazione, quindi dal punto di vista epidemiologico è lui la nuova influenza, ma diventerà endemico. Se resta questo virus diventa endemico, cosa vuol dire? Che diventerà ubiquitario, cioè non direi più hai preso l'influenza, hai preso il Covid, basta, finisce lì. Però nella prima fase dove noi siamo nudi di anticorpi e di sistema immunitario ci ha ammazzato. E la campagna vaccinale tra virgolette normale procederà parallelamente come sempre? Sì. Abbiamo fatto la gara, abbiamo già predisposto la gara e anche aumentato rispetto all'anno scorso, sia quest'anno. In via prudenziale noi abbiamo sia l'antinfluenzale che il Covid e quindi non chiudiamo i centri vaccinali, questo è poco ma sicuro. Capito. Grazie. Prego. Allora passiamo ad Antonella Prigioni. Buongiorno Presidente, Buongiorno. Poi i temi erano quelli che ha anticipato il collega Guidone. Ieri a Padova lei, proprio in tema di analisi della durata degli anticorpi post vaccino, ha parlato del Veneto come possibile laboratorio per uno studio proprio per verificare la durata degli anticorpi dopo il vaccino. Ecco, volevo sapere... Sì, confermo che noi abbiamo già scritto tutto lo studio. Siamo pronti, lo presenteremo ovviamente in collaborazione con l'Università di Verona e Padova, e proprio per capire cosa si possa fare rispetto a questo. Ovvio che poi ci saranno delle indicazioni nazionali. Grazie. Prego. Ecco, siamo a Marco Bonet. Sì, Presidente, una cosa, io gli chiedo... Ubi Maior, minor cessa. Porta pazienza. Grazie, scusate. Figura.
Ubi Maior. Grazie. Allora, volevo chiedere questo, sulle imprese, ieri Figliuolo ha detto una cifra precisa, cioè ha detto 65 aziende, sono già in lista. È possibile avere questa lista di queste 65 imprese? Allora, onestamente la dobbiamo chiedere partendo dai direttori generali, quindi per ogni ULSS. Vediamo di costituirla. Se fosse possibile, così facciamo diamo un po' un'informazione più. Poi sul tema delle percentuali di vaccinazione, over 60 siamo a 65%, sì. È un dato che vi soddisfa, che vi attendavate? Sì. Ok. Attenzione, ci soddisfa nel senso che i 60-69 che non sono nei 65% approfittino di vaccinarsi. Ok, quindi lo chiedo per l'ennesima volta, siccome nelle altre regioni continua questo fenomeno di abbandono per AstraZeneca, qui da noi non... Abbiamo vaccinato, considerate, il 98% degli over 80, 82% 70-79, 65-60-69 e là è tutto, cioè soprattutto 60-69 su AstraZeneca. Ok, quindi non c'è... Vorremmo ricordare che AstraZeneca dà una risposta anticorpale assolutamente di livello, A Londra in Gran Bretagna hanno vaccinato tutti con AstraZeneca. Il bistrattato AstraZeneca, va bene. E una domanda extra Covid che riguarda forse più per l'assessore. Lascio l'assessore. È sul tema degli stipendi dei medici di Padova, quella che era arrivata anche davanti ai giudici, che il Veneto aveva vinto, però dicono i medici di Padova che ancora non è entrato a regime questo aumento di stipendio. No, stiamo predisponendo il provvedimento, quindi a breve ci sarà il provvedimento che recepisce anche in base all'ultima sentenza tutto il resto, quindi su una questione... Ma con un orizzonte di un mese o un anno? No, penso una decina di giorni. 10 giorni. Sì, in lavorazione. Considerate che è una battaglia nostra questa, C'è solo i tempi tecnici perché è un provvedimento, insomma anche in base a quelli che sono stati risvolti appunto i giudiziari e tutto il resto, ma una decina di giorni, avevo già sentito la struttura la settimana scorsa. Ok, grazie. Allora, prima di chiudere ricordo ancora a quelli che sono collegati a casa che dalle ore 16 di oggi si può accedere al sito oppure all'applicazione, c'è un'applicazione che facciamo vedere adesso alle mie spalle, per iscriversi alle vaccinazioni per la fascia di età dai 40 ai 49 anni, dalle ore 16 di oggi. Quindi tutti quelli che hanno più di 50 anni approfittino prima delle 16 se hanno deciso di vaccinarsi, di occupare i posti, perché dalle 16 ci saranno virtualmente 742.000 40-49 anni che potranno prenotarsi. Le agende che troveranno aperte con le giornate disponibili sono agende aperte fino al 16 di giugno. Rifacciamo vedere all'inizio, per favore. Questa è l'applicazione Sanità Chilometro Zero, la trovate nell'Apple Store o nello store di Android, di Google. Eccola qui. La aprite, c'è prenota il vaccino Covid e poi si apre la schermata. Grazie, buon lavoro. Grazie a tutti e alla prossima. Stavamo aspettando per capire se l'assessore si sarebbe seduta, invece sia l'assessore Lanzarin che il governatore Zaia sono andati via e dunque lo ha ricordato alla fine della conferenza stampa. Alle 16 si apriranno le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid per la fascia 49-40 anni, dunque in anticipo rispetto a quella che è stata la data indicata dal commissario Figliuolo per lunedì per il resto d'Italia. In Veneto si anticipa ad oggi alle 16 per 742.000 over 40, ci sarà la possibilità di prenotare la propria vaccinazione, agenda che resterà aperta fino al 16 di giugno. Questo l'annuncio dunque più importante della conferenza stampa, con il governatore Zaia che ha anche annunciato una nuova app, non so se sia possibile vederla, eccola qui, l'app è Sanità Chilometri Zero, la salute a portata di mano, e questo, vedete, eccolo qui, il link sul quale cliccare, si aprirà poi quella che è la videata con tutte
tutte le ULSS venete, un po' ripercorrendo quello che era il portale sul quale finora siamo stati abituati a accedere per le prenotazioni, e cliccando poi sulla propria ULSS di riferimento si potrà prenotare la vaccinazione. Dunque dalle 16 al via anche le prenotazioni per gli over 40. Si accelera dunque per la campagna vaccinale, a fronte anche di numeri incoraggianti, perché oltre il 98% di over 80 ha ricevuto almeno una dose, oltre l'82% degli over 70 e al momento oltre il 65% degli over 60. Naturalmente l'appello è indirizzato ancora una volta ai 50-59 anni perché si affrettino a prenotare la propria vaccinazione, perché dalle 16 appunto si aggiungerà questo esercito di over 40 pronti a vaccinarsi. È iniziata dunque con queste vaccinazioni, ha detto Zaia, è iniziata la vera convivenza con il virus. E a chi mi chiede, ha detto il Presidente, come sarà il futuro, il futuro sarà questo, ovvero dovremo far fronte a richiami per il vaccino, ma non è più pensabile scenari di chiusure, di lockdown come quelli vissuti in questi 15 mesi di lotta al virus. Restando un attimo sulle vaccinazioni, allora vi faccio anche vedere, se lo recupero, quello che è il report. Eccolo qui, proviamo ad ingrandirlo un po' per renderlo visibile anche a voi telespettatori a casa. Dunque sono 2.200.642 le dosi somministrate in Veneto finora. Nelle ultime ore sono state somministrate 42.000 dosi. Il totale quindi delle prime dosi sono 1.553.154, sono invece 647.475 i veneti che hanno completato il ciclo di vaccinazioni. Quindi numeri che sono stati riconosciuti anche dal commissario Figliuolo. Ieri il Presidente Zaia oggi lo ha ringraziato per le parole pronunciate, i complimenti alla macchina vaccinale veneta, complimenti che poi il Presidente Zaia ha voluto girare naturalmente ai 1.300 uomini e donne impegnati nella campagna. Per quanto riguarda invece la situazione epidemiologica, sono 457 i positivi nelle ultime 24 ore in Veneto, che si traduce, rapportandoli al numero di tamponi eseguiti, in un'incidenza dell'1,55%. 1.046 complessivamente ricoverati negli ospedali del Veneto, con 35 pazienti in meno, 916 in terapia intensiva, con 916 in area non critica, con 30 pazienti in meno, e 130 in terapia intensiva con 5 pazienti in meno. R-Conti in Veneto che è a 0,88 e migliora anche l'incidenza, sono 67,5 su 100.000 abitanti, con 17 punti in meno, ha detto Zaia, saremmo in zona bianca. Questo si riaggancia appunto al discorso che abbiamo fatto in apertura di questa diretta, ovvero delle richieste delle regioni alla CTS di rivedere i parametri, appunto di tenere in considerazione l'R-Conti ospedaliero e l'incidenza su 100.000 abitanti. La richiesta delle regioni è sotto ai 50 casi su 100.000 abitanti, dovrebbe disegnarsi su richiesta delle regioni la zona bianca, da 50 a 149 gialla, da 150 a 250 la zona arancione, oltre 250 la zona rossa che scatterebbe automaticamente anche laddove venga registrata un carico ospedaliero, quindi con un 30% di terapie intensive di area non critica occupata da pazienti Covid. Questo insomma in sintesi i punti essenziali che sono emersi in questa conferenza stampa. C'è però la cronaca a tenere banco in questo venerdì, a partire da quanto accaduto questa mattina nell'azienda Stiga di Castelfranco Veneto, azienda leader nella produzione di trattorini e rasaerba. Un incendio ha interessato alcuni bancali che contenevano
batterie, un fumo denso nero che si è alzato, visibile anche a diversi chilometri di distanza, anche nella zona di Treviso si poteva vedere questo fumo, ancora da chiarire l'origine, ma allora ci colleghiamo con il nostro Cristian Arboit e la nostra Nicoletta Rizzetto, che sono proprio a Castelfranco Veneto, fuori dagli stabilimenti della Stiga, per capire che cosa è accaduto. A te la linea, Cristian. Sì, buongiorno da Castelfranco Veneto, dove questa mattina alle 7:30 si è sviluppato un incendio che ha creato sul momento parecchia apprensione. Mi trovo in via del lavoro al numero 6, siamo all'esterno della Stiga, una delle principali aziende produttrici di articoli per giardinaggio. Alle 7:30 quindi le fiamme e una colonna di fumo che si è levata da alcuni cassonetti nell'area stoccaggio di questa importante realtà produttiva. Colonna di fumo che è stata vista anche in tutte le zone della provincia, da Montebelluna a Preganziola, anche a Campo San Piero. Sul posto si sono subito recati i vigili del fuoco, ovviamente, ma anche il SUEM in via precauzionale. Va detto che nessuno si è fatto male, nessun ferito, nessun intossicato, nemmeno un principio di intossicazione. Questo quindi va sottolineato. Sono state subito attivate le procedure di sicurezza, i lavoratori sono stati rimandati a casa. Sul posto chiaramente anche le forze dell'ordine e l'ARPAV che sta ovviamente effettuando delle valutazioni sulla qualità dell'aria. Cosa c'era in questi cassonetti è al vaglio ovviamente dei tecnici ARPAV e dei pompieri. Qui con me, li saluto e li ringrazio, ci sono il sindaco di Castelfranco Veneto Stefano Marcon e Giacomo Tesolin, che è Vice President Marketing del gruppo Stiga. Comincio da lei, Tesolin. Cos'è successo questa mattina alle 7:30? Questa mattina abbiamo avuto un principio di incendio in una zona di smaltimento dei nostri rifiuti intorno alle 7:30. Grazie al prontissimo intervento del nostro team di primo soccorso e all'ottimo intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto siamo riusciti a tenere sotto controllo e a smaltire questo incendio circa verso le 8:30 di questa mattina. Quindi tutti i nostri dipendenti che si stavano per arrivare al primo turno di questa giornata di lavoro sono stati aiutati a uscire dal nostro stabilimento, e in modo tale da dare il tempo ai vigili del fuoco, all'ARPAV e al nostro team di tenere sotto controllo, domare le fiamme, spegnere l'incendio e determinare le cause di questo incendio. Abbiamo deciso che per la giornata di oggi di mettere una stop alla produzione, la quale ricomincerà normalmente da lunedì mattina. Quindi questo evento ha interessato l'area dello stoccaggio, non le linee produttive, in particolare quelle nuove che avete inaugurato poco tempo fa? Assolutamente no. Tutta l'area interna dei nostri stabilimenti è tutta al sicuro. Si tratta di una piccola area esterna alla nostra area di stoccaggio, nel quale avviene lo stoccaggio dei rifiuti che poi verranno fatti smaltire. Ecco, che tipo di rifiuti sono? Perché anche su questo ci sono degli accertamenti in corso, ci sono batterie, rifiuti inerti, che cosa? Abbiamo rifiuti inerti, stiamo verificando assieme ai vigili del fuoco di quali entità si tratti all'interno, e alla fine di questa giornata avremo un totale verbale per poter capire esattamente anche le cause di questo incendio. Sindaco Marcon, lei si è subito recato qui sul posto stamattina, c'era una
certa preoccupazione, soprattutto tra i residenti, quando hanno visto questa colonna di fumo. Sì, la colonna di fumo ha destato un attimo di preoccupazione, però mi sono precipitato qui stamattina e ho visto che tutte le procedure messe in atto sono state procedure che hanno consentito di contenere prima e di estinguere poi l'incendio in tempi brevissimi. Non posso che confermare che il primo intervento della squadra antincendio interna di Stiga ha fatto in modo tale che con l'arrivo dei vigili del fuoco le cose si siano risolte velocemente, tant'è che la colonna di fumo poi è sparita quasi immediatamente. Alcune preoccupazioni anche per la scuola erano già state espresse, ma abbiamo avuto le rassicurazioni del caso per poter dire di continuare le normali attività senza preoccupazione. Quindi diciamo che è stata fatta una prima verifica e da questa verifica è emerso che non c'è nulla di grave, se questa è stata la vostra azione. Questo è quello che ci hanno detto qua da prima verifica di primo acchito i vigili del fuoco. Si vede che la zona interessata dall'incendio era esterna e quindi non posso che confermare quello che ha detto Giacomo, e conseguentemente attivata l'ARPA, attivato il SUEM, è stato dismesso subito praticamente perché feriti non ce n'erano. Dico che è andata bene, ma anche grazie alle procedure che ci sono in gruppi, in fabbriche come queste, hanno funzionato. Ho visto stamattina il direttore di stabilimento sul pezzo immediatamente che dava le indicazioni necessarie per mettere in sicurezza i dipendenti ed erano tutti nelle aree di evacuazione, quindi insomma nella sfortuna per certi aspetti possiamo dire di aver testato un qualcosa che funziona. Quindi si sente di lanciare al momento un segnale di rassicurazione alla cittadinanza? Sì, indubbiamente sì, non si percepiscono elementi che possano indurre ad attivare procedure precauzionali. Certo, stanno facendo le indagini del caso, ma quelle che seguono poi casi di incendio simili a questo. Grazie Sindaco, grazie a Giacomo Tesolin, Vice President Marketing del gruppo Stiga. Come avete sentito, la situazione al momento è sotto controllo, perlomeno è monitorata. Per qualsiasi aggiornamento ovviamente chiederemo la linea. Per il momento da Castelfranco Veneto è tutto. Grazie a Cristian Arboit, grazie anche a Nicoletta Rizzetto e naturalmente agli ospiti che ci hanno inquadrato quanto accaduto questa mattina a Castelfranco Veneto nello stabilimento Stiga. Altre notizie di cronaca, una che arriva dalla questura di Rovigo. Ieri verso le 18 alla sala operativa è giunta la richiesta di soccorso da parte di un'anziana signora di 88 anni di Rovigo rimasta senza energia elettrica. Probabilmente a causa del forte temporale che era in corso. L'anziana aveva detto di vivere sola e che non sapeva chi chiamare per risolvere il problema. Un equipaggio della volante si è portato quindi a casa della signora, ha constatato che il temporale aveva causato un guasto temporaneo al contatore e ha fatto intervenire prontamente un tecnico che ha risolto il problema ripristinando l'energia elettrica. La signora ha ringraziato gli agenti e ha voluto farsi fotografare con i due operatori della volante che hanno poi risolto appunto il caso che per questa signora rappresentava un grande problema, un grande disagio. E a proposito del temporale, come detto, ieri si è abbattuto, secondo previsioni, il maltempo sulla nostra regione. Ieri nell'edizione regionale vi abbiamo fatto vedere le immagini della violenta grandinata che ha colpito il comune di Pianiga, ma in generale il Padova e la bassa padovana è stata coinvolta da forti temporali e naturalmente purtroppo si registrano gravi danni pesanti all'agricoltura. Il forte temporale e la grandine che si sono abbattuti su Padova e la bassa padovana hanno provocato anche danni alle campagne. La pioggia intensa e chicchi di ghiaccio grossi come noci hanno imbiancato i campi, flagellando i vitigni della zona di Bagnole di Sopra. Ecco le foto scattate dal sindaco Roberto Milan, che parla di danni ingenti anche ai campi di mais e ai frutteti. Il sindaco si è già attivato per l'eventuale procedura regionale per le calamità naturali e invita gli agricoltori ad inviare le segnalazioni. Sempre nella bassa, allagate alcune strade a Tribano e ad Anguillara. Nessun danno invece a Padova, anche se la forte pioggia e la grandine hanno creato qualche disagio al traffico, che ha subito rallentamenti.
E poi una serie di operazioni in modalità e dei contenuti diversi da parte della Guardia di Finanza in diverse province venete. Iniziamo dalla Guardia di Finanza di Venezia, che ha arrestato 2 stranieri per estorsione nei confronti di un imprenditore. I finanzieri hanno accertato la condizione di assoggettamento cui era sottoposto l'amministratore di una società con sede nel veneziano e attiva nel settore della posa in opera di arredi e infissi, da parte dei 2 indagati che progressivamente e attraverso comportamenti vessatori sia verbali che fisici si erano di fatto sostituiti nella gestione dell'impresa, esercitando anche il potere sul patrimonio aziendale e personale della vittima. I 2 avrebbero così gestito ingenti spese per attività personali pagate dalla società direttamente con esborsi in denaro o in alcuni casi con il lavoro degli operai della società, alla quale sono state anche sottratte 2 auto di pregio del titolare. I finanzieri sono intervenuti arrestando i 2 indagati prima che questi potessero fuggire verso l'Europa dell'Est. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato i provvedimenti di fermo disponendone la custodia in carcere. Ci spostiamo invece a Treviso, dove le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 49enne veneziano dirigente di una cooperativa sociale che tra il 2015 e il 2020 si è impossessato di 32.000 euro di borse lavoro stanziate nell'ambito di programmi di riabilitazione sociale e occupazionale promossi dalla stessa cooperativa in favore e a sostegno di soggetti detenuti presso le strutture penitenziarie del territorio regionale. Le indagini dei finanzieri hanno permesso di ricostruire il sistema attraverso il quale l'uomo era riuscito a dirottare le somme sottraendole alle finalità sociali alle quali erano destinate. Approfittando del ruolo ricoperto all'interno della cooperativa, il dirigente ha sistematicamente falsificato le firme di numerosi detenuti in maniera da far figurare che questi avessero ricevuto il denaro in contanti. Con questo semplice stratagemma l'amministratore infedele ha potuto intascare i contributi di sostegno al posto degli ignari detenuti. È stata la stessa cooperativa sociale a segnalare la frode in corso emersa per caso durante dei colloqui con uno dei detenuti che a sua insaputa risultava falsamente aver riscosso il contributo di sostegno. Queste alcune delle notizie di cronaca della giornata, poi nel corso di questa diretta vi aggiorneremo su altre notizie, ma adesso vado subito a collegarmi, perché lo vedo già nel monitor, con il vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Daniele Minotto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Allora, vice direttore, abbiamo parlato già in parte di turismo all'inizio della nostra diretta dal punto di vista di organizzazione sanitaria, perché insomma il turismo a ridosso della stagione estiva è un'industria importante per il Veneto, con numeri davvero significativi. Quello che le chiedo è come vi state preparando per questa stagione estiva. Abbiamo visto domenica delle immagini che ci hanno aperto il cuore. Abbiamo visto una Venezia che è tornata ad ospitare i turisti, anche se turisti naturalmente di prossimità, perché per il momento insomma i turisti stranieri non sono ancora in arrivo. Ma che estate sarà questa del 2021, forte anche proprio di questa campagna vaccinale che accelera? Noi siamo pronti da un anno a ripartire, basta che ci diano le persone che possono arrivare nella nostra splendida città. Stiamo vedendo dei primi numeri positivi incoraggianti per il fatto che comunque un 30% delle strutture sono aperte, non sono numeri significativi le presenze, perché giustamente, come citava, si tratta di turismo prevalentemente di prossimità. Il nostro territorio si è aperto da poco in zona gialla. L'importante in questo momento è non avere passi indietro, di ritornare con rischi di tornare in arancione o di chiusure. Quello che noi auspichiamo è di iniziare una lenta ripresa, come avevamo visto dopo la quarta del 2019, che al febbraio del 2020 stavamo riprendendo abbastanza bene, e poi ovviamente c'è stato il lockdown e quindi ci siamo fermati. Per noi sono ormai quasi 16-17 mesi che siamo chiusi.
chiusi. Se riprenderà la movimentazione, compresi anche gli aerei, quindi tutti i vettori potranno riportare, perché noi come città d'arte, a differenza dei colleghi del mondo delle spiagge e della montagna, viviamo per quasi il 90% di turisti stranieri e molti sono anche intercontinentali. Quindi per noi fa molto la differenza il fatto che si possa arrivare con i mezzi, perché se si può arrivare solo e esclusivamente con i mezzi propri, al massimo in treno, vuol dire che i paesi più vicini o sono quelli che le regioni italiane o sono la Germania, sono la Francia, e quindi un bacino piuttosto ridotto per poter garantire la piena occupazione della nostra città. Quindi diventa davvero importante scoprire conoscere esattamente come si riuscirà a gestire la parte dei vettori. La vaccinazione è fondamentale, noi stiamo lavorando anche con le parti sociali per riuscire ad essere più velocemente pronti anche a livello di collaboratori, di noi imprenditori che siano vaccinati in modo da garantire ai turisti di venire in una città perfettamente sicura. I protocolli ci sono già di sicurezza e quindi li rispettiamo già da oltre un anno, e dobbiamo ulteriormente incentivare proprio garantendo che non ci sia nessun rischio di contagio all'interno della città. Ci sono stati europei che da mesi stanno lavorando per chiamare a sé i turisti degli altri stati, e addirittura anche all'interno degli stessi stati si indirizzano i propri concittadini verso località che spesso vedono l'Italia esclusa, considerata ancora, mi passa il termine, pericolosa per il contagio. Che lettura va data a questa? È ancora una volta l'Italia che viene penalizzata? È stata fatta una campagna promozionale avviata in ritardo, fatta in un modo non giusto? Perché spesso l'Europa, ma anche gli Stati Uniti stessi, escludono al momento l'Italia come meta per i propri cittadini statunitensi? Perché questo? Io voglio pensare in termini positivi. Siamo stati più prudenti perché abbiamo visto che le aperture che hanno fatto gli altri stati, dando tante garanzie quando non c'erano, alla fine si sono ritorte contro. Ormai quello che è stato fatto, bisogna migliorare sicuramente in termini di comunicazione internazionale. L'ha fatto il Presidente Draghi in sede di Commissione Europea, dove ha invitato i colleghi e i cittadini europei a venire a visitare il nostro paese proprio per le vacanze. Va fatta una campagna di questo tipo, di sicurezza e oggettiva garanzia che quello che viene promesso viene fatto, perché quello che è stato detto in precedenza da altri paesi non corrispondeva alla verità, perché i vaccini, come non li avevamo in Italia, non li avevano neanche negli altri paesi, almeno quelli dell'Unione Europea. Sicuramente sono stati più veloci in Gran Bretagna, sono stati molto veloci negli Stati Uniti, ci stiamo portando al passo. La nostra regione sta dimostrando performance davvero importanti che dovrebbero garantire la piena garanzia di sicurezza. Meglio ormai aver atteso forse un po' di più, però da essere davvero certi di non tornare indietro, perché quello che succede nella nostra città ha una risonanza a livello mondiale. Quello che succede magari in località di altri paesi decisamente meno prestigiose delle nostre località magari si nota meno, quindi un danno di immagine sarebbe stato forse peggiore. Dobbiamo fare una campagna effettiva di vaccinazione e di comunicazione corretta, che da noi, e come si è dimostrato anche l'anno scorso durante le aperture che non c'erano i vaccini, presso le nostre strutture non ci sono mai stati casi di contagio. Quindi eravamo sicuri perché abbiamo applicato dei protocolli ferrei che abbiamo strutturato come parti sociali assieme ai ministeri e alle ASL. Adesso a maggior ragione, visto che c'è una vaccinazione praticamente di massa, che contiamo per giugno di essere a un livello non da immunità di gregge ma molto simile, di poter garantire davvero gli ospiti. Comunque chiunque viene presso le nostre strutture non deve temere nulla, perché anche qualora non ci fosse una totale vaccinazione subito, noi spingiamo e stiamo invitando tutti i nostri collaboratori a vaccinarsi, perché è sicuramente il miglior slogan che possiamo dare in tutto il mondo e la cosa che garantirà di più per una ripartenza veloce. Però a prescindere tutte quelle misure che ci sono sufficienti a garantire la piena sicurezza. Allora, vice direttore, ci fermiamo perché ho qualche minuto di pubblicità, ma poi torniamo insieme a lei per approfondire ulteriori temi di questa ripartenza estiva, ma non solo, di Venezia e del Veneto in generale. Ci vediamo tra pochissimo.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Giunge un nuovo sistema perturbato sul nostro territorio. Secondo la tendenza meteo, anche per l'ultima parte della settimana si profila una situazione movimentata. Vediamo allora il dettaglio di venerdì 14 maggio. Sul Veneto cielo a tratti nuvoloso, avremo delle piogge in vari momenti della giornata, intervallate da alcune parentesi solo temporaneamente più asciutte. Non si escludono degli spazi soleggiati che saranno più probabili in mattinata, perché al pomeriggio invece i rovesci insisteranno maggiormente. Vediamo le temperature: minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese invece tra i 16 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove lo scenario sarà identico, alternanza anche qui di acquazzoni e schiarite, ma migliora in nottata. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime sui 15-17 gradi all'incirca. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove andrà meglio al mattino, a seguire temporali via via più diffusi. Temperature minime intorno ai 9-10 gradi, massime sui 21 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta. Prima della pausa pubblicitaria stavamo parlando insieme al vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, Daniele Minotto, di questa ripartenza del turismo. E lei prima faceva riferimento alla sicurezza delle nostre strutture, alla sicurezza del nostro turismo e ha accennato anche alle vaccinazioni per gli operatori del turismo. Molti in queste settimane, in questi mesi hanno parlato di un'obbligatorietà alle vaccinazioni per chi opera nel turismo, proprio per dare un biglietto da visita di estrema sicurezza. Naturalmente quando si parla di vaccini e di obbligo sappiamo che c'è sempre una levata di scudi e spesso anche il Presidente Zaia ha parlato di una massima libertà decisionale da parte dei cittadini di sottoporsi almeno al vaccino. Come vi ponete voi in quest'ottica, Vice Direttore? Noi stiamo dialogando anche con i colleghi del sindacato come organizzazioni datoriali per arrivare ad una forma di incentivazione a quello che è l'obbligo vaccinale. Sappiamo che è un tema difficile da affrontare perché va in conflitto con alcune normative, però bisogna anche considerare che siamo in una fase straordinaria, siamo in una situazione di economia di guerra e quindi alcuni limiti dovranno essere rivisti e anche i colleghi del sindacato c'è un dialogo aperto e una disponibilità. Tutti abbiamo la convinzione che il miglior biglietto da visita per far ripartire l'economia sia quello proprio della garanzia di sicurezza attraverso la vaccinazione. I dati sono indiscutibili, man mano che si vaccina le varie categorie protette che oggi hanno affrontato la vaccinazione hanno dimostrato che c'è stato un crollo di contagi e soprattutto di effetti gravi per la salute. Quindi gli operatori sanitari che prima si contagiavano e purtroppo anche morivano non sono più soggetti a questo tipo di rischio da quando c'è la vaccinazione. Alcuni tribunali si sono già espressi sul personale sanitario laddove c'era la disponibilità del vaccino e chi non ha fatto la vaccinazione del personale che è a contatto comunque con altre persone, con anziani, con malati, è stato permesso di poter sospendere dal lavoro e mettere anche a paga zero. Non sappiamo se potrà essere applicata in analogia con quello che è stato fatto con il personale sanitario, però comunque è un punto di coerenza al quale vogliamo comunque riportare l'attenzione. È fondamentale davvero procedere con le vaccinazioni, i vaccini sono sicuri. La settimana prossima si passa alle categorie successive ai quarantenni, quindi anch'io appena sarà possibile mi iscriverò per poter fare la vaccinazione, perché non è solo un diritto ma è un dovere da parte di tutti gli operatori e di tutte le persone di buon senso. Dobbiamo trovare il modo eventualmente di ragionare anche su cambi di mansione, perché perlomeno tutto il personale che ha contatto con
i clienti con le persone, un contatto fisico molto vicino, se la legge non ci consentirà di poter imporre la vaccinazione, è possibile che venga destinato ad altre attività. Ci dobbiamo ragionare, ci stiamo proprio cogente, vogliamo arrivare già con giugno con una posizione chiara bilaterale di tutte le parti, però davvero in questo momento sto sentendo solo posizioni di buon senso in questa direzione. Sono davvero rarissimi i casi di chi non si rende conto dell'importanza di questa opportunità per davvero far ripartire il sistema paese. Dobbiamo essere, come giustamente citava prima, altri paesi si sono spinti oltre, hanno già anticipato di essere covid free. Noi vogliamo esserlo per davvero, quindi dare con una garanzia. Siamo un pochino in ritardo rispetto agli altri paesi, ma non possiamo perdere ulteriormente tempo. Dobbiamo andare avanti con una campagna vaccinale estremamente rapida anche per la nostra categoria. Dopo le categorie per classi di età, sia il Presidente del Consiglio che il Commissario straordinario hanno detto che comunque gli operatori del turismo saranno una categoria prioritaria, quindi non avremo più davvero alibi per poter dire non ci sono strumenti per ripartire. Lo dico a lei, ma lo ricordo anche ai nostri telespettatori della fascia 49-40 che dalle 16 sarà possibile prenotare la propria dose di vaccino. Ci sono già posti disponibili già tra oggi e domani, quindi mano sul mouse e sulla tastiera perché le prenotazioni si aprono. Vice direttore, le leggo questa notizia, immagino lei la saprà già, immagino che verrà accolta proprio dal mondo del turismo positivamente, perché il Ministro della Salute Speranza ha firmato un'ordinanza che sarà valida dal 16 maggio che prevede l'ingresso dai paesi dell'Unione Europea e dell'area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, superando il vigente sistema di mini quarantena. Quindi non sarà più necessario osservare la quarantena per chi arriverà dai paesi dell'Unione Europea e dell'area Schengen. E questo era un ostacolo non semplice per chi decideva di fare una vacanza in Italia sapendo che sarebbe dovuto venire qui dovendo sottoporsi poi a una quarantena. Adesso sarà sufficiente il tampone negativo o naturalmente il certificato vaccinale, rientrando in quel concetto di Green Pass europeo che dovrebbe partire a breve. Una buona notizia. Assolutamente è una notizia straordinaria per il fatto che, appunto, come giustamente dice anche lei, un turista che si muove e rischia di rimanere bloccato sia in fase di arrivo nel paese dove va a fare il soggiorno, poi addirittura quando ritorna, vuol dire diventa un periodo estremamente lungo e anche un costo davvero insopportabile, quindi molto spesso un turista rinuncia a viaggiare. Questo qui è una posizione di buonsenso, ma una posizione di buonsenso che si raggiunge con i risultati. I risultati sono quelli appunto di una campagna vaccinale che va avanti, allora permette di assumersi anche dei rischi in più, come lo sarà il fatto di poter posticipare l'orario di chiusura dei locali, il fatto di poter rientrare più tardi. Man mano che ci andiamo a cautelare vengono aperte degli spiragli. C'è voglia di venire nella nostra città. Lo stanno dimostrando le prenotazioni. Purtroppo in molti casi, anche nei mesi precedenti, anche nei periodi di Pasqua, venivano fatte le prenotazioni e venivano rinunciate proprio perché c'era questo tipo di incertezza. Abbiamo imboccato la strada giusta. Il 2021 deve essere l'inizio, non sarà dal punto di vista economico di un risultato importante, ma sarà comunque un risultato di partenza. Il 22 maggio riparte la Biennale, ci sarà il Salone Nautico a Venezia, ci sono una serie di eventi che anche l'amministrazione con coraggio ha voluto portare avanti, ma proprio perché c'è la consapevolezza che è necessario sfruttare questi mesi di sacrifici che comunque continueremo a fare come imprenditori e come lavoratori, perché oggi i nostri imprenditori stanno finanziando le proprie aziende, non stanno guadagnando, ormai non stanno guadagnando da quasi 2 anni. E quindi investire ancora per mantenere imprenditoria, aziende e lavoratori sul territorio. Con queste soluzioni, con cui ben venga quella del Ministro Speranza, e siamo certi che ne arriveranno anche altre nel breve, perché appunto i numeri danno ragione di quello che si sta facendo e tutti quanti dobbiamo fare uno sforzo in più. Ripeto, è un dovere la campagna vaccinale per tutti quanti, non è solo un diritto. Sul fronte prenotazioni, sappiamo che le città d'arte fanno storia a sé rispetto a quelle che sono le località balneari che vivono nel solo periodo estivo. Le città d'arte invece insomma hanno delle stagionalità diverse. Per questa estate come vanno le prenotazioni? Ma sappiamo che voi puntate soprattutto all'autunno, da settembre in poi vi aspettate davvero il ritorno, il boom anche del turismo estero.
Noi nel 2020 è stato l'unico momento di lavoro, per la prima volta nella storia dal dopoguerra abbiamo avuto più presenze di italiani che di stranieri. Noi gli italiani mediamente negli anni precedenti erano tra il 10 e il 14% come presenze, quindi era un mercato relativamente importante. L'anno scorso è stato il primo mercato anche per noi ed ha coinciso con le vacanze tipiche di italiani, cioè da giugno fino al 30 di agosto. Dal 1 di settembre c'è stato il crollo delle presenze anche per noi, per quanto erano ridotte, abbiamo aperto al massimo con il 70% delle strutture, la capienza massima è arrivata al 60-70% di quel 70%, quindi in realtà se avessero aperto tutti quanti avremmo avuto un 30-40% di presenza nella città, quindi dei livelli decisamente insoddisfacenti, ma proprio per l'equilibrio finanziario delle aziende. Noi contiamo di iniziare con l'estate, iniziamo da appena possono viaggiare le persone, vediamo alcuni risultati già negli ultimi 2 weekend di presenze di turisti anche nelle nostre strutture, sono pochi però è un segnale incoraggiante. Di sicuro man mano che ci saranno gli eventi, appunto la Biennale, il Salone Nautico, quest'anno ci sono anche i festeggiamenti, i 1600 anni della Fondazione di Venezia, e con la speranza che da quando sarà a settembre la mostra del cinema, che dovrebbe avvenire quasi totalmente non a livello della normalità degli anni prima del 2020, però dovrebbe essere con un richiamo sicuramente più importante di quello che è accaduto l'anno scorso. L'importante per noi è andare avanti in progressione. Quelle che sono le città d'arte, appunto, non viviamo la stagionalità del bel tempo o della montagna e della neve, viviamo abbastanza nell'annualità con dei picchi e comunque dei punti di basso, però nel complesso noi viviamo nell'annualità, quindi se riesce a ripartire con la sua normalità, contiamo non quest'anno, non l'anno prossimo, ma dal 2023 di ritornare a fare dei numeri che erano simili a quelli che erano nel 2019, perché comunque 3-4 anni ci vogliono per ristabilire quelli che erano gli equilibri e le movimentazioni delle persone, perché comunque la pandemia ha toccato non solo la questione del settore turistico inteso come alberghiero, ha toccato un po' tutti i settori, perché tolto l'agroalimentare dal punto di vista della grande distribuzione e quello che è il sociosanitario e alcune aziende in ambiti manifatturieri, però ci sono tantissime persone in tutto il mondo che hanno avuto una contrazione di reddito per la cassa integrazione. Io penso solo anche ai nostri lavoratori che da 1 anno e mezzo sono in cassa integrazione e hanno avuto una riduzione comunque importante del reddito, e non è detto che ci siano le disponibilità economiche per viaggiare e per andare in vacanza. Oggi c'è la necessità di ripartire, ci sono altre categorie che hanno la possibilità. Quello che contiamo è che ci sia un allineamento di reddito da parte di quelli che sono i potenziali viaggiatori in tutto il mondo, una ripresa di trasporti che sia in grado di portare con dei costi accettabili le persone come potevano viaggiare libere prima, e a quel punto riprendere una normalità operativa anche per noi. Ovviamente è un po' più lungo rispetto a quello che avverrà nelle località dove appunto magari chi andava in montagna o al mare, insomma, anche se si sposta, va un po' più vicino, riduce il periodo di permanenza, comunque garantisce una ripresa più istantanea in base al meteo e a quelle che sono le possibilità di spostamento. Per noi che appunto quasi il 90% delle persone viene da fuori paese e gran parte anche da fuori Europa, ci vuole più tempo. Allora, lei ha parlato di una ripresa vera e propria solo nel 2023 per, diciamo così, arrivare ai numeri del 2019, quindi abbiamo davanti ancora 2 anni circa. Veniamo però da 15 mesi di chiusura praticamente totale, senza dimenticare che Venezia prima aveva fatto i conti con l'Acqua Grande e con l'eco di quell'evento che si portò avanti per mesi, condizionando l'arrivo poi dei turisti. Come si riesce a sopravvivere con questo bagaglio così pesante di chiusure? Chi riesce a sopravvivere? Cioè, qual è lo stato di salute in questo momento di tutta quella che è l'hotelleria veneziana, di una città così importante come Venezia, che fa da traino non solo al turismo veneto ma anche italiano?
Sono davvero tanti mesi. Se uno fa la somma dal 12 novembre del 2019 fino ad oggi e ancora con dei mesi a venire, di fatto abbiamo praticamente 2 anni di mancati incassi e mancati guadagni sicuramente. Quello che favorevolmente ha colpito la nostra categoria è proprio il fatto di un grande attaccamento e di fiducia da parte dei nostri imprenditori che hanno investito, cioè proprio mettendo anche in un momento in cui non c'erano possibilità di fare utile e di fare fatturato, di metterci proprio le proprie risorse per rimanere imprenditori nel territorio veneziano. Lo dovranno fare ancora per purtroppo parecchio tempo, troppo tempo sicuramente. Lo devono fare con l'aiuto dello Stato, lo devono fare con delle sovvenzioni che siano adeguate, che non siano tanto il fatto di dare qualche euro come è avvenuto così per passare un mese, perché iniziate a pensare a strutture che hanno 50-100 dipendenti, palazzi storici che hanno 500-600 anni di vita con tutte le manutenzioni, gli adeguamenti sono stati fatti, i soldi che sono stati spesi in quest'anno solo per gli adeguamenti dal punto di vista della sicurezza Covid, perché noi abbiamo stimato che il costo medio dipendente è stato di 200-300 euro solo tra gel, mascherine, guanti, c'è state fasi diverse dove sono serviti di separatori, sperimentazioni sono state fatte per provare a far andare avanti il paese, dei quali tutti quanti ci siamo impegnati. Servono dei mutui importanti da parte garantiti dallo Stato che possono aiutare quelli che sono dei progetti industriali, dei progetti di cui siamo certi. Se oggi stiamo parlando che non sappiamo esattamente quando ci sarà la ripartenza, per noi la ripartenza è il momento in cui si riapre e inizia a esserci il primo ospite. Da lì poi andrà sempre in crescita. Se non ci saranno più indecisioni dovute a rischi pandemici, quindi di chiusure di territori, di chiusure per infezioni che si vanno a creare, noi sappiamo che comunque il nostro è un settore che ripartirà e ripartirà in modo robusto, partirà velocemente, quindi anche chi sta investendo nella città, e ci sono molte realtà, alcune sono passate, alcune proprietà sono cambiate, c'è chi ha preferito fare un passo indietro e dare la possibilità a qualcun altro di portare avanti un'iniziativa imprenditoriale che esisteva da decenni. La porteranno avanti altri, ma perché? Perché tutti quanti sono certi che investire su una città come Venezia è una certezza, quindi lo deve fare a maggior ragione il mondo pubblico e lo Stato, deve garantire delle disponibilità di liquidità che poi anche in certi casi potranno essere anche mutui che andiamo a restituire, non devono esserci tassi di interesse o devono essere estremamente agevolati, cioè deve esserci tutta un'apertura a un investimento che diventa fondamentale per tutto il territorio, perché va sempre ricordato che uno dei dati che sono stati più chiari da quando si è fermato il turismo è che è venuto a mancare tutto quello che è un marketing passivo che veniva fatto dai turisti che semplicemente venivano a vivere nelle nostre città, conoscevano i nostri prodotti, conoscevano il nostro artigianato, lo compravano e continuavano anche a comprarlo anche quando tornavano a casa, perché come in questo periodo di lockdown compravamo tutti quanti attraverso sistemi di delivery dall'esterno, quindi ci portavano a casa le cose come lo facevano prima quando uno che veniva a New York si comprava e si ordinava le cose qui da noi e le comprava e se le faceva arrivare a New York, e lo stesso veniva in tutto il mondo. Quindi riparte una filiera produttiva che è importantissima, non solo siamo il primo settore economico della regione Veneto e uno dei primissimi a livello nazionale, siamo comunque il punto di innesco di tutto un sistema produttivo di Made in Italy, di Belvivere che ci viene riconosciuto, che viene poi esportato in tutto il mondo. Se si ferma questo non c'è modo di poterlo provare, perché non è sufficiente il fatto di vederlo attraverso gli strumenti informatici, attraverso i social, ma provandolo sul posto alla fine davvero si conoscono alcune cose che non si riescono a trovare fuori. Che va molto di moda in questo momento, resilienza, mi sembra di capire che riguarda anche proprio gli albergatori che hanno resistito nonostante le difficoltà, nonostante i ristori non adeguati alle perdite, perché insomma sappiamo quanto, o possiamo immaginare quanto possa costare mantenere una struttura alberghiera aperta o comunque pronta per aprire ai turisti. Voi avete dei dati o comunque un'idea di quelle che potrebbero essere le strutture che non riusciranno ad arrivare al 2023
e che saranno costrette in qualche modo a chiudere, oppure tutte bene o male in una realtà come Venezia riusciranno ad arrivare a questa data della vera e propria ripresa? Tutto quanto tornasse esattamente come era prima del 2019, sicuramente tutti potrebbero, o la stragrande maggioranza potrà avere la possibilità di ritornare sul mercato ed essere pienamente operativa. Dipenderà da quale sarà il mercato. Oggi non sappiamo esattamente quale sarà e che tipo di richiesta farà. Come saranno cambiate anche le abitudini delle persone, perché immagino che un pochino tutti quanti noi ci siamo abituati ad avere degli spazi più ampi vicini a noi, mentre prima magari si poteva stare gomito a gomito. Io penso che cambierà anche questo, quindi cambierà il tipo di consumo e il tipo di richiesta, quindi potranno esserci delle strutture che non saranno più interessanti da un punto di vista puramente delle aspettative di quelli che sono i clienti. Poi, quanta gente si muoverà? Noi contiamo che si riprenderà a muovere una parte consistente del mondo. Per quello dicevo anche all'inizio, sono importanti capire quali saranno i sistemi di comunicazione e quali saranno i vettori. Noi, quando c'è stata la crisi del 2008 e quando si è fatta sentire davvero nel nostro paese, è stato il 2010, alla fine come città d'arte, in modo particolare Venezia, abbiamo avuto sì una flessione, ma non particolarmente sensibile. Perché? Perché ci sono creati nuovi turisti, nuove persone che avevano disponibilità economica per poter viaggiare, e quindi non lavorando solo con alcuni paesi o come alcuni con solo la parte italiana, che sono magari i paesi che hanno subito di più gli effetti della crisi, abbiamo sofferto meno. Alcune realtà sono andate davvero in difficoltà perché avevano perso quasi la totalità di quello che era il potenziale clientela con cui lavoravano. Quindi da questo punto di vista noi siamo abbastanza sicuri che ci sarà la possibilità per tutti o per la stragrande maggioranza se davvero aiutati a poter arrivare a quelle date. Quello che abbiamo bisogno appunto di un accompagnamento con disponibilità, che non ci si dimentichi che la fase di emergenza non è che finisce dal giorno che si dice si passa in zona gialla. Quelle che sono le difficoltà, quelle forme che ci sono state di comprensione e di attenzione verso delle agevolazioni durante la fase pandemica piena dovranno esserci ancora per anni. Perché se pensiamo che il giorno dopo che si dichiarerà che la pandemia è finita e che ci si potrà muovere, tutto torna esattamente dal punto di vista di tasse, di costi, di burocrazia che c'era prima, è ovvio che quelle moriranno esattamente in quel momento lì molte aziende. Ma non riguarderà solo il nostro settore, riguarderà quasi tutti i settori. Quindi bisogna che ci sia una fase di lungo periodo di visitazione dal punto di vista della burocrazia, delle opportunità, come adesso è stata data sull'apertura di plati attici, sulla questione di poter dare tutti quegli strumenti necessari alle aziende per poter garantirgli un business adeguato per poter andare avanti e garantire la ricchezza del territorio alla fine. Assolutamente sì, parole molto importanti, ci auguriamo che vengano accolte perché è fondamentale far sopravvivere tutte queste realtà. Io la ringrazio davvero tantissimo, Daniele Minotto, vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, grazie davvero per il suo contributo e buon lavoro per questi mesi importanti. Grazie, a presto. Grazie, a presto anche a lei. E questa un ulteriore focus sulla ripartenza del turismo. Intanto per chi si fosse collegato solo ora, lo vedete anche dal titolo in sovrimpressione, dalle 16 di oggi il Veneto anticipa la tabella di marcia rispetto a quanto previsto dal commissario Figliuolo. Alle 16 si potranno prenotare i vaccini anti-Covid anche per la fascia di popolazione dei 40 e 49 anni. Tra l'altro il presidente Zaia ha spiegato come finite le vaccinazioni, che l'agenda vaccinale resterà aperta fino al 16 giugno, finite le vaccinazioni per questa coorte, come viene chiamata, per questa fascia d'età, si andrà, ha detto Zaia, ad un via libera a tutti, cioè non si procederà più per
target d'età, che finora è stato il sistema migliore seguito a livello nazionale. Non servirà a presentarsi ai centri con la carta d'identità, ma insomma chi vorrà vaccinarsi potrà farlo liberamente nei centri vaccinali veneti, a prescindere dalla fascia d'età, e questo per permettere ad una popolazione ancora maggiore di essere vaccinata entro l'estate, che era l'obiettivo che il Veneto, ma anche il ministro Speranza e il commissario Figliuolo si erano prefissati all'inizio di questa accelerazione della campagna vaccinale, quindi dei Vax Day, delle giornate di vaccinazioni per tutta la restante popolazione che vorrà appunto sottoporsi alla somministrazione del siero anti-Covid. Questa dunque l'ulteriore importante aggiornamento della giornata, ma adesso saluto subito e vado a collegarmi con Alessandra Gava, segretario del Sunia di Treviso. Buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno a voi. Perché è importante questo suo intervento? Perché il 30 giugno sappiamo esserci lo sblocco degli sfratti. La settimana scorsa in prefettura a Treviso c'è stato un tavolo con il prefetto Laganà per affrontare anche con i sindaci e con tutti i soggetti coinvolti questo che è un allarme che preoccupa, perché il prefetto stesso ci ha detto non abbiamo numeri chiari in questo momento a disposizione, ma si parla di numeri molto importanti. Voi avete dei numeri riferiti al 2019, ma che sono numeri non attendibili, però comunque significativi. Gava. Allora, intanto tengo a precisare che il tavolo col prefetto è il secondo che è stato riunito, e quindi io ringrazio anche il prefetto per questa attenzione, dal momento che è la prima volta che tutte le associazioni di inquilini, di proprietari, i comuni e anche la prefettura sono riuniti attorno a un tavolo. Questo perché lo scenario è veramente sfaccettato e ciascuno di noi, per la propria competenza e per il proprio operato, può davvero portare delle indicazioni importanti, altrimenti la situazione viene vista soltanto da una parte e senza l'unione di tutti gli sforzi non si riesce ad uscirne. L'altra cosa è vero che lei dice c'è stata la liberazione degli sfratti al 30 giugno, ma è una notizia che non è completa, dal momento che in sede di conversione in legge del decreto sostegni, quindi nella serata del 4 maggio, è stato approvato, quindi molto recentemente, è stato approvato un mini emendamento che interviene ulteriormente sul blocco degli sfratti, quelli per morosità, che al momento era previsto appunto al prossimo 30 giugno. E come si interviene? Si interviene in qualche modo scalando le esecuzioni. Quindi gli sfratti che sono stati emessi dal 28 di febbraio del 2020 al 30 di settembre del 2020 vedranno l'esecuzione il 30 settembre del 2021. Gli sfratti che hanno trovato appunto un'esecuzione dal 1 di ottobre del 2020 al 30 di giugno del 2021 troveranno esecuzione il 31 dicembre 2021. Quindi anche la notizia deve essere data in maniera completa. Io poi ho letto con calma le date perché, come vedete, sono dei momenti, degli step piuttosto importanti ed è giusto comprendere questa questione. Quindi gli sfratti non sono bloccati, ma soltanto sugli sfratti per morosità sono state indicate delle date in modo tale che si ricominci l'avvio per appunto l'esecuzione degli stessi. La questione è abbastanza preoccupante, ma parlare di emergenza è improprio, dal momento che l'ettimo di emergenza vuole dare il significato di qualcosa che su una superficie si rende palese, no? Improvvisamente appare una cosa che appunto emerge. Bene, per quanto riguarda la nostra provincia, come però la regione e lo Stato intero, quindi l'Italia intera, la questione abitativa è una questione cronicamente non buona e quindi questi elementi di instabilità economica, di appunto anche problemi sanitari non hanno fatto altro che accentuare
una cronica carenza di soluzioni a domande che è almeno 2 decenni, se non 3 decenni, che continuano ad essere riportate, ripetute e alle quali la politica ha dato soltanto delle risposte parziali che non hanno fatto altro appunto che posticipare i termini, come in questo caso. Allora va bene posticipare lo sfratto e ci mancherebbe altro, perché effettivamente io vedo delle situazioni veramente drammatiche, in particolar modo di famiglie con giovani che magari entrambi hanno perso il lavoro, hanno situazioni precarie con bambini piccoli, però dall'altro lato è anche vero che ci sono dei proprietari. Nella nostra provincia poi sono quasi sempre piccoli proprietari che si vedono per molti anni, per molti mesi e a volte anche per anni tolto un reddito magari sul quale contavano, ma questo per una questione di onestà intellettuale, perché è evidente che il problema della carenza di alloggi in affitto e della carenza di alloggi in affitto coerente con il reddito delle famiglie non si possa non si possa pensare di dare una soluzione soltanto posticipando l'acume, cioè lo sfratto. Ecco, dobbiamo poi appunto far sì che vi sia un'attenzione concreta sulla edilizia. Ecco, questo aspetto l'aveva sottolineato anche il prefetto in quell'occasione, dicendo questi tavoli sono fondamentali per tutelare chi è in affitto, ma per tutelare anche i proprietari che spesso si vedono, come ha detto lei, mancare di un'entrata sulla quale appunto contavano. Io prima parlavo di numeri non chiari, non precisi, ma parliamo di centinaia di famiglie, è troppo, è esagerato? Non è esagerato ed è per difetto, parliamo di qualche centinaio di famiglie. Questo però è sempre per onestà intellettuale, insieme agli amici del Luppi, quindi degli Unioni Piccoli Proprietari, stiamo richiedendo i dati al Tribunale. Noi ogni anno, prima della pandemia, fin dal 2015, abbiamo fatto delle conferenze stampe riunita, e questo proprio per dare il significato che ciascuno naturalmente per le proprie competenze e nell'assistenza e nella tutela dei propri iscritti, però il nostro intento è quello di non avere dei nemici ma di cercare insieme di affrontare la situazione. Ecco che appunto con gli amici del Luppi stiamo richiedendo i dati relativi al 2019 che poi daremo e che come ogni anno appunto prima della pandemia, quindi speriamo di poter farlo di nuovo in presenza, commenteremo. Ma la questione colpisce svariate centinaia di famiglie. Lei ha detto è improprio parlare di emergenza perché questo problema c'è sempre stato. Possiamo però dire che la pandemia, il Covid ha aggravato una situazione già preoccupante, portando alla luce delle situazioni che prima non c'erano, quindi nuclei familiari che magari a fatica, non lo neghiamo, però riuscivano a pagare regolarmente l'affitto, ma che poi a causa della pandemia, vuoi perché magari entrambi lavoravano in una stessa, pensiamo a chi lavorava in un bar, in un ristorante a conduzione familiare, che all'improvviso si sono trovati senza quella che è la fonte di guadagno, e quindi ha portato alla luce delle situazioni che prima non c'erano e quindi ha aggravato una situazione, come detto prima, già sicuramente pesante per la nostra realtà. Questo è assolutamente vero. Naturalmente, appunto, come ho sottolineato, tutta una serie di situazioni che riuscivano a convivere con delle difficoltà economiche, riuscendo però ad onorare gli impegni, naturalmente appena hanno perso una piccola quantità di reddito, come si dice, sono andate sotto. E molto spesso queste famiglie sono appunto quelle costituite famiglie giovani, ma ci sono anche ad esempio degli anziani, e questo più che altro non per l'affitto ma per il pagamento delle spese di condominio, appunto degli anziani che magari nel corso della loro vita appunto hanno messo via dei soldi che hanno permesso loro poi di acquistare l'immobile, ma poi magari le condizioni fisiche hanno richiesto una serie di interventi appunto medici che purtroppo sono a pagamento, e quindi anche in questo caso ci sono state molte famiglie, a
volte sono delle signore anziane sole, che si sono trovate a dover chiedere di posticipare il pagamento delle spese di condominio, o addirittura hanno dovuto ricorrere naturalmente ad aiuti per versarle le spese di condominio, e quindi abbiamo un altro grande fronte di problema, che è quello appunto dei condomini, che naturalmente, non riuscendo ad avere la base economica per agire, per vivere, no? Perché i condomini sono come dei sistemi, degli organismi che hanno necessità naturalmente di entrate per poi organizzare la vita dell'organismo completo. Ecco che appunto anche in questo caso si hanno dei ritardi o addirittura dei blocchi nella vita, diciamo, del condominio, e questo va anche ad innescare delle problematiche di aggressività che risultano essere molto poi difficili da contenere. Ecco perché appunto avere un dialogo anche con gli assistenti sociali diventa molto importante. C'è qualche situazione, qualche storia naturalmente rispettando la privacy, ma che vi sta particolarmente a cuore, che vi ha colpito per la drammaticità della situazione? Lei ci ha parlato di una fascia di popolazione diversa, dalle coppie giovani agli anziani soli, spesso si parla anche di padri separati. C'è una situazione in particolare che vi ha colpito per la gravità? Allora, ce ne sono due che mi hanno colpito. Allora, una riguarda una famiglia diciamo di ragazzi giovani con un bambino piccolo. Questi ragazzi hanno dovuto per qualche mese decidere se pagare l'affitto o se mandare il bambino all'asilo, perché anche l'asilo naturalmente ha un costo e quindi per un po' hanno fatto fronte al pagamento dell'affitto. Dopodiché hanno deciso, visto che il bambino purtroppo ha anche delle problematiche, quindi aveva necessità di avere una continuità diciamo con l'asilo, hanno poi deciso di, quando era possibile naturalmente, far andare il bambino all'asilo. Fortunatamente in questo caso c'è stato poi l'interessamento anche degli assistenti sociali del comune, e quindi la cosa diciamo che è stata poi portata diciamo non alla normalità, ma appunto in quello stato di emergenza cronica, fatemi passare questo paradosso, per cui questa famiglia riesce, vediamo fino a quando, a fare fronte all'educazione del figlio e a dargli anche un tetto. E dall'altra parte quella di un'anziana signora, come dicevo prima, che lei appunto è proprio il caso che ho citato prima, ha una patologia particolare che deve essere curata con naturalmente diciamo la chemioterapia viene naturalmente passata diciamo dall'ospedale, però vi sono tutta una serie di farmaci antidolorifici e antinfiammatori che determinano una spesa importante, quindi questa signora ha avuto la necessità di anche in questo caso un intervento da parte degli assistenti sociali per aiutarla nel pagamento delle spese. Ricordo che questa signora è arrivata veramente dopo molto tempo da me, e quando gli ho chiesto come mai non fosse venuta prima, lei mi ha detto che non essendo sicura del costo della tessera del SUNIA non voleva venire per chiedere l'intervento gratuito. Ecco, questo per dire anche la dignità e lo spessore di alcune persone. Ecco, era proprio la domanda che volevo farlo. Sappiamo quanto il popolo veneto sia un popolo dignitoso e faccia fatica a volte a chiedere aiuto. Ne abbiamo parlato anche con la Caritas, di quanto sia difficile per le cosiddette nuove povertà. È un termine bruttissimo, ma solo per far capire a che cosa ci stiamo riferendo, farsi avanti e chiedere aiuto anche semplicemente ad un'associazione come la vostra, anche per sapere come muoversi. Spesse volte proprio questa dignità, questa vergogna impedisce di chiedere aiuto e di evitare che le situazioni degenerino.
È molto vero, effettivamente molto spesso le persone vengono da me, devo dire spesso sono gli anziani, ecco, e quindi diciamo che si fa quasi un'opera di convincimento. A volte pensi vengono i proprietari, gli inquilini, e noi convinciamo gli inquilini perché magari hanno delle situazioni particolari sulle quali può agire un bonus affitti, un bonus emergenza abitativa, però deve essere poi l'inquilino a muoversi, no? E quindi con il proprietario convinciamo, insomma, ecco, l'inquilino a far presente la propria situazione all'ufficio casa, appunto agli assistenti sociali. In altri casi invece ci sono persone che arrivano da noi soltanto dopo che sono arrivate tutta una serie di richieste di pagamento e che ormai la situazione è così degenerata e così grave che naturalmente non c'è poco da fare, ecco. Quindi abbiamo le due medaglie, ecco. Certo. Allora Gava, noi ci fermiamo, abbiamo un paio di minuti di pubblicità e poi vorrei tornare sull'incontro che c'è stato in prefettura, perché il prefetto ci aveva parlato di un protocollo sul quale si sta riflettendo per capire dove si sta andando per aiutare proprietari e affittuari. Ci vediamo tra poco con Alessandra Gava, state con noi a tra pochissimo. Rieccoci in diretta, un aggiornamento di cronaca con una tragedia che si è consumata a Onè di Fonte, dove un ciclista di 75 anni è stato colto di malore questa mattina poco dopo le 9 e purtroppo è deceduto. È intervenuta la polizia locale di Asolo Fonte e l'ambulanza del 118 di Pieve del Grappa, che ha provato a rianimare l'uomo con un massaggio cardiaco per mezz'ora, ma purtroppo non c'era più nulla da fare. L'uomo di 75 anni era residente nel Padovano a Tombolo. Questo è l'aggiornamento di cronaca e torniamo invece da Alessandra Gava, segretario del Sunia di Treviso. Stiamo parlando di emergenza abitativa, emergenza per semplificare, anche se lei ha giustamente detto è un termine improprio, con lo sblocco degli sfratti il 30 giugno, con tutte quelle specifiche che giustamente ha fatto ad inizio collegamento. La settimana scorsa abbiamo parlato di questo secondo tavolo in prefettura con il prefetto che ha parlato di un protocollo già adottato in altre realtà italiane, un protocollo che si è dimostrato vincente in queste procedure di sfratto. In che cosa consiste? E poi un ulteriore passaggio che ha fatto il prefetto, quello di un appello alla Regione, da una parte di pensare a ristori rivolti ai proprietari di queste abitazioni e dall'altro incrementare gli immobili da destinare all'emergenza abitativa, perché lei giustamente ha parlato di una pesante carenza a livello nazionale, non solo. Allora bene, se devo rifarmi un po' ai protocolli che abbiamo visionato durante quest'anno, perché alcune realtà come Bologna l'ha adottato veramente l'anno scorso, quindi appena l'evenienza si è palesata, ecco, praticamente che cosa si vuole arrivare a fare? A cercare di indirizzare i cittadini che abbiano una situazione di sfratto verso quell'aiuto economico che è il più idoneo alla situazione che stanno vivendo. Non so, c'è uno sfratto che è già andato in esecuzione? Allora e la famiglia di cittadini ha una determinata situazione reddituale, ha una determinata situazione familiare, per cui ad esempio all'interno vi siano delle persone fragili, bene, sarà indirizzata verso quel tipo di aiuto economico. Un'altra famiglia invece ha già l'esecuzione prevista o addirittura è già stata eseguita, quindi magari l'ufficiale giudiziario è già uscito, allora in questo caso vi sarà un altro tipo di aiuto. In questo modo che cosa si possono fare? Due cose. Allora, la prima è quella anche di capire la reale esigenza delle famiglie sul territorio, perché appunto dire sfratti naturalmente è una parola che unisce tantissime situazioni, quindi vi sono tanti sottosegmenti che generano delle ricerche, cioè dobbiamo capire come mai in quel determinato periodo ci sia un particolare ricorso a quel tipo di appunto azione giudiziaria di sfratto. Bene, dall'altro campo è cercare di far sì che degli aiuti economici che ci sono arrivino davvero alle famiglie che ne hanno bisogno. Purtroppo sono dei rivoli separati e quindi deve essere il soggetto ad individuare qual è
il tipo di casistica per la quale può chiedere quel determinato aiuto economico, e a volte naturalmente questi soggetti che sono veramente annichiliti anche psicologicamente dal peso di perdere un immobile non hanno le capacità spesso di far fronte a dare chiarezza ai propri bisogni, ecco. Come riparare a questa emergenza abitativa? Lei lo ha già detto, ne ha fatto riferimento, ma com'è possibile intervenire? Chi sono i soggetti da coinvolgere? In primis i sindaci, immagino, che sono quelli che hanno un po' sott'occhio la situazione del proprio territorio. Allora sì, diciamo che purtroppo ecco, faccio un po' la Cassandra, nel senso che più volte, qualche anno, purtroppo ripeto di nuovo, che noi del settore, in particolar modo che ci occupiamo di inquilini, ci rendiamo conto che l'unica vera e reale risposta a quello che sta accadendo è il rifinanziamento serio e concreto dell'edilizia residenziale pubblica, che sia poi l'ERP, quindi quello che si dice la casa popolare in quello che le persone immaginano, che sia poi il social housing, che ha un'altra, diciamo, concezione, ma sia questo o sia quello, è necessario che lo Stato divenga garante e anche calmierante del mercato degli affitti. Quindi questo in generale, cioè bisogna avere uno scenario emancipatorio e prospettico, perché altrimenti ci fermiamo appunto a emendamenti, a interventi che sono assolutamente molto utili, perché se io ho uno sfratto fra 2 settimane, sapere che lo sfratto è posticipato di 3 mesi mi fa tirare un respiro di sollievo. Ma se in questo periodo non mettiamo in moto dei meccanismi che tendano perlomeno a modificare la situazione, fra 3 mesi saremo punto a capo. Quindi in generale è questo. L'altro, appunto, come diceva lei, è quello di far sì che ci siano questi tavoli, queste conoscenze che comunque, essendo il territorio, diciamo, noi abbiamo la fortuna di agire in un territorio che è sì vasto, ma che ci permette ancora di avere delle comunicazioni umane, quindi delle conoscenze, e quindi riusciamo con la collaborazione a dare risposta a molte domande, anche se molte altre rimangono inevase fino a che proprio l'emergenza non diventa quasi praticamente inguaribile, ecco. Quindi, come diceva giustamente lei, è stato chiesto anche alla Regione di intervenire con un fondo di garanzia, no? Che possa in qualche modo dare sollievo a quei proprietari che per mesi si vedono non corrisposto l'affitto per una morosità incolpevole. Quindi abbiamo da una parte i proprietari che hanno diritto ad avere il versamento dell'affitto perché hanno una proprietà privata impegnata in un contratto, dall'altra parte però abbiamo dei cittadini il cui diritto alla casa è garantito dalla Costituzione, il cui anche diritto al lavoro è garantito dalla Costituzione e che appunto devono essere aiutati. Abbiamo poi anche richiesto di rivedere i limiti bassi, diciamo i limiti minimi dei contratti concordati, che sono quelli che vengono utilizzati ora in maniera molto diffusa e che permettono di avere una tassazione più efficiente, più favorevoli per i proprietari, che vengano abbassati in questo periodo in modo tale che anche i proprietari che magari vogliono dare in affitto gli immobili ad un prezzo più basso, diciamo rispetto alla media, possano comunque usufruire di questi aiuti. Quindi abbiamo fatto delle proposte puntuali ma anche delle proposte generali. Aspettiamo ora che vengano naturalmente accolte, perché ci sono famiglie e proprietari che aspettano di essere ascoltati. Io ringrazio tantissimo Alessandra Gava, segretario del SUNIE di Treviso, per questa ulteriore fotografia della situazione in parte legata all'emergenza Covid che ha sicuramente aggravato certe situazioni. Grazie davvero Alessandra Gava e buon lavoro, a presto. Grazie, arrivederci a voi, grazie.
E adesso un aggiornamento di cronaca dal Padovano. Nell'ambito di un'operazione della Guardia di Finanza di Padova denominata Erba di Casa Mia è stato possibile il sequestro di oltre 1,5 tonnellate di canapa illegale e suoi derivati e la denuncia di 49 soggetti per produzione e commercializzazione in Italia e in Francia dello stupefacente. Naturalmente daremo tutti gli aggiornamenti questa sera nell'edizione serale dei nostri telegiornali. E sempre questa sera nei nostri telegiornali sicuramente grande spazio alla giornata, possiamo definirla storica, per la città di Bassano del Grappa, ma penso per tutto il Veneto, perché il ponte di Bassano, il ponte degli Alpini, è un simbolo che è nel cuore di tutti i veneti. Ebbene, dopo 6 anni di lavori, oggi alle 17 in una cerimonia il ponte verrà simbolicamente restituito all'amministrazione comunale e naturalmente alla sua città. E allora andiamo proprio in collegamento a Bassano con la nostra Erinda Chitezza per sapere come si sta preparando la città a questa giornata. E ci troviamo al Ponte Vecchio per vedere gli ultimi lavori che stanno facendo gli operai di rimozione delle impalcature. Finalmente i bassanesi questo pomeriggio si potranno godere il panorama di Bassano dal vivo, dall'alto, e anche noi infatti non vediamo l'ora di potercelo godere. Come potete vedere alle mie spalle, appunto, sono adesso all'opera gli operai e saranno qui fino alle 5 del pomeriggio, e poi ci saremo anche noi con le nostre telecamere per vedere in diretta l'apertura del ponte. Grazie ad Erinda. E quindi alle 17 verranno tolte tutte quelle protezioni e si potrà rivedere il ponte degli Alpini restaurato. Tra l'altro circola in queste ore una notizia, ovvero che in ottobre il capo dello Stato Sergio Mattarella potrebbe tornare in Veneto e andare proprio a Bassano. Si sta un attimo capendo se sarà possibile questo, ma ci sono ottime, buone possibilità di poter ospitare nuovamente in ottobre il Presidente della Repubblica Mattarella, che potrebbe proprio fare tappa anche a Bassano. E con questa notizia chiudiamo questa nostra diretta. Naturalmente tutti gli aggiornamenti di cronaca, ma non solo, nelle edizioni serali dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 con l'edizione del Veneto, poi a seguire quella di Venezia e poi alle 19:30 tutte le notizie da Treviso e provincia. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.